non vi ho svegliato bene anche questa mattina. Ditemi che non vi ho svegliato bene con questa bellissima musica, ma soprattutto con questi giovani, questi ragazzi bravi, come piace sempre dire a Mirella, non bravi ragazzi, che non sono quelli che mi piacciono, sono i ragazzi bravi, perché ne abbiamo tanti ed è giusto dare loro il valore, premiarli anche facendoli vedere, perché veramente li vediamo poco, vediamo sempre esempi negativi. Invece io vorrei sempre, come faccio quasi tutte le mattine, portare sì l'esempio magari negativo, ma tanti esempi positivi, come farò questa mattina presentando questi graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza una cara persona che è in prima linea, come altre che poi vedrete, per cercare anche di dare un volto diverso a quello che è il mondo della solidarietà, del volontariato, dell'associazionismo. Avete sentito anche ieri quanto lontane sono le associazioni uno dall'altro, queste mamme con gravi problemi che si devono rimboccare le maniche perché non sanno dove rivolgersi, non hanno il nome delle associazioni che potrebbero aiutarle. Avete sentito la giornata del ciclamino, questa presidente che dice mi sento sola, eppure siamo a livello nazionale. Dobbiamo dare ascolto a queste voci. Allora questa mattina ne parlerò, appunto, come vi ho detto, con una persona molto importante, nel senso che forse è una delle poche che riesce a capire l'importanza di dare delle risposte, di agire, ed è Manuela Beni, presidente Polaris. Grazie Manuela. Buongiorno a tutti di e buon essere sabato. Qui. E saluto anche questo ragazzo che voglio che si presenti. Prego, chi sei? Piacere a tutti, sono Edoardo Michele Arroyo e diciamo aiuto in questa attività di cui parleremo oggi. Fai il volontario praticamente? No, sì. Fra virgolette sì, diciamo per me comunque una cosa normale non è tanto fare volontariato, mi viene naturale aiutare. Mi viene naturale aiutare. No, sì, poi sento che questa attività la fa mio padre, quindi cerco di fare il possibile che posso, anche se ho vari impegni, fra cui volontariato che faccio con Scout e poi con l'università. Appena riesco sono subito a dare una mano. L'esempio della famiglia, ecco qua il padre, mio padre ha detto in famiglia si parla di volontariato, di aiuto alle persone in difficoltà e questo mi fa molto piacere. Allora iniziamo anche, voi l'avete già conosciuta perché Manuela Beni è già venuta in questa trasmissione. Allora cosa dici in base a quello che hai sentito, che ho detto, a queste persone che io ospiti che dicono non ci siamo proprio, tante associazioni ma lontane, tu hai detto prima una cosa molto importante, abbiamo il compartimento stagni. Ecco, mi è piaciuta questa parola che hai usato perché è proprio vero. Prego Manuela Beni. Allora, e cos'è Polaris, naturalmente? Va bene, allora Polaris è un'associazione che inizialmente nel 2018 è partita nel dare delle risposte ai bisogni, perché credo alla base, Mirella, di tutto questo, dei compartimenti stagni, siano che i bisogni vengono in qualche modo selezionati, in realtà fanno parte dell'umanità e quindi siamo tenuti a dare delle risposte. Quindi siamo partiti con dare delle risposte ai bisogni del tempo libero, per cercare un attimino di coinvolgere i ragazzi nello sviluppo delle autonomie nel loro tempo che mettevano a disposizione e anche per dare, tra virgolette, un sollievo anche alle famiglie. Successivamente, grazie all'opportunità, anche seppur nella sua complessità, di avere in gestione nel 2021 il Parco di Moreri, praticamente ho capito che i bisogni della e delle comunità sono veramente diversi, nel senso che alla base valoriale il bisogno è sostanzialmente fa parte della persona, ma in realtà dopo ci sono delle risposte che vanno direttamente alla tipologia di età, alla provenienza, all'esperienza, al bagaglio che hanno. Pertanto mi sono resa conto che l'inclusione non era soltanto lavorare con le fragilità del mondo della disabilità, ma che inclusione diffusa, è rivolta assolutamente ai bisogni di tutti, da 0 a oltre 100 anni, per cui ho cominciato a lavorare con gli anziani, con progetti di invecchiamento attivo, intergenerazionalità, che non è facile, vale a dire creare dei contesti dove ci siano bambini, anziani, giovani che lavorano insieme, prima ne parlavamo Mirella, sul proprio il concetto proprio di accoglienza, e quindi abbiamo cominciato a creare dei progetti molto ma molto più ampi di risposta. Allora saluto anche un altro ospite gradito che è Alessandro Tonetto, Fondazione SADA, Sicurezza Stradale, Diversità
e soprattutto anche disabilità e patente. Allora grazie Tonetto, ecco cosa diciamo in fatto di sicurezza stradale, di giovani. Sai Tonetto, io mi sono molto arrabbiata l'ultima volta quando cercavano di dare la colpa ai diversamente giovani che corrono male nelle strade. Ho detto ma non è mica questo il problema, cioè non sono questi, perché se vanno via a 50 all'ora è già tanto, il problema va bene, saranno anche delle volte, può succedere, ma non mi sembra che i morti che abbiamo nelle strade siano tutti diversamente giovani, anzi mi sembra che siano molto di più i giovani. E soprattutto una frase che ho sentito da un uomo che si occupa di sicurezza che ha detto: vedi Mirella, un conto è acquisire la patente, un conto è saper guidare, perché parliamo anche di sicurezza. Cosa vuoi dire Tonetto e soprattutto questa fondazione Sada? Prego. Allora prova a vedere il collegamento, intanto noi andiamo avanti e vediamo l'intervista proprio a Manuela Beni e poi vediamo di fare il collegamento con Tonetto. Allora andiamo a vedere il servizio. Un'altra associazione conosciutissima, Silea Polaris. Chi è Polaris? Ma è Manuela. Eccola qua. Manuela. Buongiorno a tutti, sono Manuela, presidente dell'associazione Polaris, un'associazione che è inserita nel territorio di Silea dal 2018 con un gruppo di volontari che era un gruppo spontaneo, attualmente invece un'associazione che ha in gestione il Parco dei Moreri di Silea. È un'associazione che lavora sull'inclusione, su un'inclusione diffusa da 0 a 100 anni, anche oltre, per chi ha la fortuna effettivamente di andare oltre, lavorando su tutte le fragilità, ed è per questo che noi cerchiamo di, una volta posta l'attenzione sui bisogni della persona, di dare delle risposte effettive attraverso attività ludico-ricreative, attraverso uscite, attraverso la cultura, attraverso lo sport, attraverso diverse modalità in base proprio a quelle che sono le necessità del momento. Manuela, un messaggio che vuoi dare alle famiglie, a queste famiglie che delle volte fanno fatica a far avvicinare i loro ragazzi a questo mondo, al mondo del volontariato. Ecco, che messaggio vuoi dare? Allora, io essendo un insegnante reputo che l'educazione alla solidarietà, al mutuo aiuto, alla presenza, alla vicinanza nasce proprio all'interno della famiglia e poi anche delle agenzie educative. Pertanto con l'aiuto della famiglia e anche delle stesse agenzie educative, vedi la scuola, la parrocchia, le associazioni, i centri, sicuramente si può fare un cammino insieme. Grazie, grazie veramente, ma siamo anche con Giancarlo Cavallin, chi non conosce anche Giancarlo. Allora, che messaggio alle famiglie, Giancarlo? Ma è il messaggio soprattutto quello di fare uno sforzo, di entrare un po' in relazione con chi sta attorno, perché spesso a volte le persone vanno in difficoltà e non sanno in qualche modo invece entrare in relazione con chi sta attorno a loro, e quindi anche farsi aiutare quando serve, ma anche essere di aiuto in altri casi. Insomma, ecco, credo che questo sia importante un po' per tutti e non vivere quindi un po' in quella tendenza di rimanere chiusi nel proprio nel proprio habitat e basta, insomma. Ecco. Grazie veramente, grazie a Giancarlo Cavallin. Allora, poi avremo anche Giancarlo Cavallin ospite, presidente Centro Servizi Volontariato a Treviso. Ecco, vedo Tonetto. Allora, Tonetto, non so se hai sentito queste interviste che ho fatto con queste associazioni molto importanti nel territorio, poi alla fine c'è un luogo comune che ci aiuta tutti, ci unisce, che è la sicurezza, non c'è niente da fare in tanti settori, ma la sicurezza. Non so se hai sentito la mia domanda prima che avevo fatto, proprio avere la patente e saper guidare, che sono due cose diverse, e soprattutto hanno cercato di spostare questi incidenti, che la causa sono i diversamente giovani che non sanno guidare e provocano incidenti. Mi sembra che le cose non stiano così, forse sono più attenti degli altri, poi capita qualche volta, però spostare il cerino e dire che gli incidenti succedono perché bisogna rinnovare le patenti diversamente giovani, io le farei più forti ai giovani, invece far capire che la sicurezza è una cosa veramente molto importante. Prego Tonetto. Allora, intanto buongiorno a tutti, sono perfettamente d'accordo con te, anche perché se noi andiamo a guardare le statistiche, che non so chi ha detto queste cose, che statistiche guardi, ma la prima causa di morte nei giovani 18-25 sono gli incidenti stradali.
Per cui se dati Istat dicono che la prima causa di morte 18-25 sono incidenti stradali, 18-25 non sono i diversamente giovani. Che poi sicuramente si debba magari vedere meglio queste visite mediche fatte per il rinnovo della patente, ma non credo quello sia il problema degli incidenti stradali. Semmai sono altri i problemi degli incidenti stradali, semmai sono quelle macchine che vengono, delle macchinine che vengono chiamate per le persone diciamo non autosufficienti. Ci sono alcuni veicoli che addirittura non necessitano né di patente né di certificato medico. Ecco, lì semmai andrei a vedere com'è possibile che ci siano dei veicoli anche a 4 ruote che arrivano anche a 25 all'ora, che possono essere guidati basta avere dei dispositivi medici per poterli guidare, perché se è vero che queste persone che hanno bisogno di muoversi è giusto che abbiano dei mezzi, però un minimo di controllo medico alla base ci deve essere. Ecco, invece questi dispositivi di ultima generazione basta avere un certificato e uno va in giro tranquillamente. E ripeto, le cause degli incidenti stradali io lascerei stare le persone diversamente giovani che avranno una percentuale di incidenti stradali intorno al 3-4%, andrei a guardare l'altro 96% di incidenti stradali che è dovuto proprio alla distrazione, e la distrazione, sempre io cito dati perché sono inconfutabili, no? E la distrazione è causata dall'uso di apparecchiature tecnologiche durante la guida. Quindi direi che cerchiamo di vedere come si può risolvere da quel lato e non mettiamoci contro gli anziani inventandoci qualcosa che ancora non so. Grazie Tonetto, grazie. Tonetto, voi avete partecipato anche al villaggio delle associazioni, io ho fatto anche le interviste, vi ho sentito, voi avete detto che è stata veramente una giornata importante, vi siete conosciuti, avete relazionato. Quanto è importante è fare squadra anche tra associazioni per far capire che per aiutare bisogna che siamo in tanti, tutti assieme, ognuno che faccia il proprio ruolo. Prego Tonetto. Di quella giornata che abbiamo fatto, da quella giornata è nata una collaborazione con alcune associazioni e noi il 15 di novembre parteciperemo, grazie alla conoscenza con alcune associazioni, al primo Motor Therapy Day, che è praticamente una fiera dell'inclusività dove faremo guidare, insieme ad altri rellisti e altro, faremo guidare le persone disabili. Se non ci fosse stata questa giornata con le associazioni non ci saremmo conosciuti meglio e non avremmo potuto fornire dei servizi noi insieme agli altri. L'unione delle associazioni serve tantissimo perché non tutti ci conoscevamo bene e magari se un utente veniva da noi per una problematica, se rimaniamo nel nostro orticello diciamo guarda non so, prova a cercare in giro. Se invece conosciamo e abbiamo un punto di riferimento che sappiamo essere bravo in quel campo, ecco, siamo sempre in grado di soddisfare le esigenze della clientela, perché magari viene da noi per fare un corso di guida sicura o per portare il figlio a fare un corso di sicurezza stradale, ma scopriamo parlando, come capita sempre, che hanno altre problematiche e possiamo dirgli guarda io conosco anche questa associazione che ti può aiutare per quella problematica. Quindi l'unione fa la forza, direi che è un detto che oggi più che mai vale. Allora unisci le forze, perché ieri ho avuto degli ospiti da Milano, da Venezia, associazioni molto importanti che vogliono unire le forze per dare questi messaggi che dici tu. Purtroppo non ci conosciamo ancora, dobbiamo fare squadra. Mi hanno detto guarda Mirella, se partiamo anche in 4 partiamo in 4, l'importante è partire, unire ancora di più le forze e cercare di dare questo contributo a chi ha bisogno di essere supportato e sostenuto. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo salutare Antonella e dire a Antonella che il Polaris era una barca via. Manuela, non Antonella, Manuela. Sì, è Manuela, scusa. Il Polaris era una barca via della Marina Militare che nel 63 è andata a fondi che la staccata a fondi su una regata, pensa. E mi ieri in ospedale a Taranto gli ha portato 2 morti, gli ha portato la nave a Taranto dentro in arsenale. Era così la nave, va bene, partite un aneddoto. Dopo grazie per quello che ti fa Antonella, perché una signora come te
fa tanto per gli altri, bisogna sia gran brava, perché adesso purtroppo non usa più come una volta. E a tutta quante le associazioni, c'è da cavarsi il cappello per tutti, ma perché non facciamo una bella manifestazione in piazza San Marco, baccani e porchi in piazza San Marco, c'è più importanti di cantanti che va voi altri. Bravo. Cavarsi una bella visibilità, ognuno va qua su squadra, dice quello che fa vedere alla gente quello che fa e sarebbe una bella soluzione. È il comune che darà il permesso di farlo, mette 4 cantanti che spacca tutto, ma insomma voi altri meritate un posto di eccellenza nella società. Grazie, Noi fammi andare sconvolti. avanti Rinaldo, ti prego, perché ho tantissimi ospiti. Grazie comunque anche per i complimenti, penso Grazie. facciano piacere anche a Manuela, no Antonella, Manuela Benni, perché sennò vado in cerca chi odia Antonella. Allora, come commentiamo Manuela sia quello che ha detto Alessandro Tonetto, che qui abbiamo sentito anche da Rinaldo da Venezia? Beh, allora io reputo che innanzitutto per quanto riguarda la sicurezza sia fondamentale per il benessere personale, perché sentirsi sicuri in qualsiasi, prima con se stessa e con se stesso e poi anche con l'ambiente circostante, penso che sia la base proprio del benessere, quel benessere che poi ricade a livello collettivo. Per quanto riguarda invece il discorso di creare sostanzialmente rete, che è questa la parola, tra le associazioni, sicuramente ci sono 3 fasi. Per me la conoscenza di base, quindi bisogna strutturare, organizzare, pianificare sostanzialmente delle opportunità per fare questa conoscenza. Poi la seconda fase è conoscersi, quindi cominciare, quello che diceva appunto prima Sergio, mi sembra, Tonetto, Alessandro, quello di mettersi in relazione, quindi veicolare la conoscenza e alla fine, quando hai fatto questo, puoi cominciare a co-progettare, a co-lavorare insieme. Sentiamo anche cosa ne pensa, ecco, questo ragazzo Edoardo Miguel. Cosa ne pensi di quello che hai sentito? Ecco, tu che hai detto, per me è normale aiutare, fare, però bisogna anche conoscere, sapere dove andare, con chi, perché la sicurezza è fondamentale. Prego. No, sì, diciamo che come cosa, parlando da un pochino scout in questo aspetto, diciamo una cosa importante per noi che facciamo scout è sempre, diciamo, avere una formazione, almeno sapere il primo soccorso, come fare, diciamo. Sì, comunque l'importanza, diciamo, è che, come conosco, ci sono molti ragazzi della mia età che, diciamo, una brutta cosa, noi vogliamo vivere, sperimentiamo cose nuove come guidare e purtroppo, diciamo, succedono cose così. Fatalità è successo che avevo un conoscente mio, un amico di scout, diciamo, che dopo tempo fa, mentre stava correndo così in moto, ha avuto un incidente, è mancato, diciamo. E quindi, diciamo, è un pochino l'unica cosa che direi, diciamo, non fate queste cavolate perché, come si dice, è un caro amico che non vedo, però mi manca. Senti Edoardo, grazie anche per averlo ricordato, soprattutto che vanno ricordate anche queste figure. Senti Edoardo Miguel, cos'è per te l'integrazione? Cosa vuol dire questa parola nel 2025? No, nel senso, una cosa che dovrebbe essere naturale fare, diciamo, che purtroppo diciamo, nella storia, comunque che io sento che sto studiando storia dell'arte a Venezia, è, diciamo, che c'è sempre stato il fatto che noi ci differenziamo per, diciamo, ok, io faccio questo, faccio l'altro, scout, e no, diciamo, è una caratteristica, siamo tutti uguali, nel senso, dentro e fuori abbiamo tutti un'anima, abbiamo un cervello, nel senso... Sangue rosso dappertutto? No, sì. No, lo diciamo, non è che sia colorato. No, sì. No, perché siccome qualcuno ancora non riesce a capire, sì. meglio che glielo spieghiamo. E anche che mi fa ridere come cosa, perché hanno detto sangue blu perché i ricchi, essendo che molte volte si vedono le vene, cose così, e alcune volte si vedono azzurre, essendo che non pallidi, un pochino d'alimentazione, quindi è nato quello, come molte, come si dice, cavolate, come certo, cose così. Cavolate. Con la storia, perché hanno detto, hanno il sangue blu perché loro si notano, perché i poveri erano magrissimi, quindi non si notava un cavolo, mentre i ricchi, mi pare,
non ricordo bene tipo come vivevano l'alimentazione, si sono più le vene che erano più azzurre, però comunque naturalmente è una cavolata, diciamo, mi pare che fosse nata così, non vorrei dire cavolate. No, è fatto bene anche a ricordarlo, ogni tanto la storia insegna. Senti Edoardo, un'altra cosa che volevo capire, ti sei mai sentito solo? Cioè, non so, nella scuola soprattutto, ecco, cosa vuoi dire? Perché io ho molti ragazzi, spesso, non molti, spesso, perché è una fatica portarli in trasmissione, però ogni tanto ce la faccio e ho avuto due gruppi che mi hanno, poi vorrei sentire anche Manuela, che mi hanno fatto veramente riflettere su quello che sono i ragazzi del 2025. Allora, nel primo gruppo c'era una ragazza naturalmente con la pelle scura e ho detto, c'erano i suoi compagni, veniva da una provincia qui vicino, ho detto: ma per te c'è il razzismo e per voi ragazzi c'è il razzismo? Sai che mi hanno detto di sì. Sì, Birella, è vero. Non ne vogliono parlare, non ne voglio sentire, ma c'è. Lei ha detto: lo vivo anch'io, l'ho vissuto anch'io sulla mia pelle, lo vivo continuamente, però bisogna dire che c'è. Allora c'è qualcuno invece che vuole tenere nascosto questo, vuole parlare, una parola che fa molto riflettere, fa male, invece ho il coraggio di pronunciarla e di dirlo, perché quando io sento passare delle persone davanti al banco solitario dire: ecco qua sono i sacchi a perdere che vanno a prendere la borsa della spesa, capisci che posso dirlo benissimo. Ecco, poi quando cerco di fermare queste persone viene fuori il disastro, perché scappano, perché hanno paura del confronto. Secondo te nel 2025 il ruolo della scuola quanto importante è per far capire, invece che di parlare di bullismo, di parlare di esempi negativi, cercare invece di unire, di far capire che forse è proprio là che devi parare, devi aiutare, Edoardo? No, secondo me è molto importante fatalità la scuola e, come si dice, anche attività oltre la scuola, come si dice che le scuole danno varie possibilità, perché alla fine, se penso, io adesso che sono all'università, le scuole elementari ci sono stato 5 anni, poi le medie 3 anni e poi le superiori 5 anni, adesso diciamo lunedì compio 20 anni, quindi facciamo che il 70, quasi 90 l'ho vissuta a scuola di vita, quindi logicamente per i ragazzi da mia età, giovani, da 15 a 25 anni mi pare sia questa fascetta, non vuoi dire cavolate, ora 18, vabbè scusate, no, va bene, diciamo che alla fine la maggior parte della vita è proprio la scuola, diciamo, anche se tu hai il pomeriggio libero, diciamo, fai altre attività che ci sta, però comunque alla fine scuola tutta la mattina e comunque, diciamo, sì, molto importante, diciamo, la scuola, alla fine quasi, per noi giovani, quasi tutta la vita lì. Abbiamo Egidio da Sant'Elena di Silea. Ciao Egidio. Ciao. Prego. Egidio? Sì? Prego, cosa vuoi dire? Qua Manuela. Buongiorno. È qua Manuela, Ciao. parla. Sì. Manuela? Sì? Manuela? Sì, ti sto ascoltando. Sai chi sono io? Posso immaginare il marito della Maria? Sì, ti sto ascoltando. Ascolta, Sì. mi conosci tu? Penso di sì. Dai, prova a pensare bene quando eri a Silea. Mi conosci tu? Che veniva in parrocchia? Dai, prova a pensare bene quando eri a Silea. Che io facevo il sacrestano. Infatti Sì. ho detto il marito della Maria. Sono felice di sentirti. Egidio, Egidio. Sì, persona veramente una colonna della parrocchia di Silea. E tuttora una colonna per tutta la tua esperienza. Persona veramente una colonna della parrocchia di Silea. Ah, ti ricordi? Certo che sì che mi ricordo. Quanti bei ricordi. Allora Egidio, ti ringrazio della telefonata, ti ho fatto anche l'intervista, mi ricordo, quando sono venuta al centro vostro, molto bello, dove stavi giocando a carte, mi ricordo benissimo.
Ecco, e soprattutto hai ricevuto anche una telefonata da Nadia, che è stata molto felice di vederti appunto nel servizio che avevo mandato in onda, perché eri al suo matrimonio, ecco, Sì. perciò lei è stata molto contenta di averti rivisto e mi fa piacere anche col supporto di tua moglie, di Maria, non so se eri la moglie non c'è più la moglie, questa donna che cerca, Meravigliosa. vedete l'importanza, ecco, di aiutare, dire è ancora vivo Egidio, lo facciamo sentire, lo facciamo telefonare. Prego Manuela, cosa vuoi dire a Egidio? A Egidio assolutamente che una persona come Egidio è stato un punto di riferimento fondamentale per la vita proprio del territorio di Silea, e quindi un esempio, perché io credo siano dei modelli anche educativi, visto che si parlava prima anche di scuola, positivo, che è sempre disponibile, soprattutto con noi ragazzini, di accogliere la nostra vivacità, la nostra voglia di vivere, perché insomma a quell'età si può ben pensare, e anche a volte magari con una certa rigidità che fa bene, insomma i famosi no che fanno bene per la crescita. Certo che sì, quindi veramente a cuore aperto, guarda, un abbraccione grande grande grande. Vedete l'importanza anche di far sentire le loro voci, di ascoltarli, mi sembra che Egidio sia un diversamente giovane di 92 anni, sì, se non sbaglio, sì. ma avete sentito, perciò bisogna dare anche l'ascolto che meritano, perché per loro è importante anche la telefonata, farsi sentire, ascoltare e avere delle risposte. Sentirsi valorizzati. Sentirsi valorizzati. Allora devo andare in pubblicità, faremo un cambio con Manuela Beni e con appunto il nostro Miguel e avremo altri ospiti naturalmente. Pubblicità. Bellissimo, bellissimo anche questo brano, però prima di presentare Giancarlo Cavallin, Presidente Centro Servizi Volontariato, vorrei che a salutare fosse questo ragazzo meraviglioso, Gianluca Raffaele. Allora Gianluca, come vuoi salutare? Perché poi dopo passo anche una telefonata. Sì. Vai Gianluca. Io mi chiamo Raffaele Luca e intanto buongiorno a tutti. Ho 43 anni, il prossimo anno 44 e sono contento di essere in televisione per farmi conoscere e soprattutto per fare vedere in prima persona al pubblico da casa come sono fatto, il mio carattere che è cambiato, sono contento soprattutto perché sto facendo un percorso di autonomia su una casa a San Zeno e sono contento anche perché ho di fronte anche Giancarlo Cavallin, il nostro presidente di CSV, e sono contento perché sto facendo dei progressi, sono intorno, insomma, diciamo.
Stai diventando grande da solo, Sì. da solo in autonomia. Allora, Sì. prima di sentire Giancarlo Cavallin, che veramente ringrazio di essere qui, era tanto tempo che lo cercavo, ma anche lui è strapieno di impegni e perciò bisogna anche capirlo, però è importante sentire anche questo servizio volontariato cosa sta facendo, ma mi sembra che quello che ha detto Gianluca sia importante. Abbiamo Giannina al telefono da Silea. Ciao Giannina. Ciao Mirella, le donne della mia vita, con te e la Manuela. Io dopo fatti spiegare un po' dalla Manuela la mia situazione, però cioè, è una vita che ci conosciamo, cioè, quindi non posso altro che apprezzare te, la Manuela, tutto quello che fate. Adesso sono in grossa difficoltà, ti dico francamente la verità, non certo per merito della sanità del Veneto, però insomma vi voglio tanto bene, quindi vi seguo, i vostri ragazzi, tutto quello che fate. Allora un abbraccio a te e alla Manuela, se la Manuela ricambia il saluto sono contenta di sentire la sua voce. Belle. Grazie cara Giannina, un abbraccio anche da parte nostra. Manuela è qui che ti ascolta, perciò non c'è nessun problema, magari passerà anche a trovarti, a fare una telefonata, perché è questo che sento il bisogno di Giannina, di cercare di far sentire che è ancora viva, che è ancora giovane nonostante le difficoltà, però il mondo del volontariato serve a questo, mi sembra. Allora Giancarlo Cavallin, intanto volevo ringraziare Gianluca, sei stato bravissimo come sempre, come è giusto dire che sia. Allora questi ragazzi, l'importanza, Giancarlo, di farli sentire autonomi, di farli sentire liberi, di non essere giudicati, ma di fare quello che fanno tutte le persone tutti i giorni, e con sempre un accompagnamento molto importante. Prego Giancarlo Cavallin. Sì, questi, diciamo così, percorsi della vita devono portarci un po' tutti, per esempio, uscire dall'io per arrivare al noi, insomma, ecco. E questo un po' forse anche è un tempo in cui la tendenza è quella invece nel rimanere nell'io, insomma, ecco. E queste sono esperienze importanti che adesso Gianluca un po' riportava, che è quello di cominciare a costruire un proprio progetto di vita. E questo è per tutti, di avere anche un sostegno, di avere anche la possibilità di dare anche la propria potenzialità, perché ognuno ha un qualcosa che può dare anche agli altri, ecco. E credo che questo sia anche da parte del volontariato l'impegno a cercare di costruire una comunità che sia responsabile. Difatti la Carta dei valori del volontariato più cita, per esempio, dico alcune parole, è responsabile partecipazione e pratica di cittadinanza solidale. Ecco, sono cose sulle quali forse non ci pensiamo. Poi, per esempio, dice si impegna per rimuovere le cause delle disuguaglianze. Ecco, e avanza proposte, cioè nel senso che il volontariato non deve essere solo diciamo così, un esecutore, ma deve essere anche un promotore, proprio per far sì che le condizioni di marginalità, le condizioni di diseguaglianze, eccetera, sia invece un creare una situazione invece di responsabilità un po' collettiva e anche di miglioramento di tante situazioni di difficoltà che ci sono. Allora io continuo a ripetere la frase, le parole che ha detto Manuela Beni all'inizio della trasmissione. Sì. Compartimenti stagni. Noi anche il centro servizi volontariato deve capire che era diventato un compartimento stagno, che la parola stessa centro servizi volontariato dovrebbe fare quello che abbiamo detto, unire le associazioni, metterle assieme, progettare assieme quello che tu vuoi. Lo so che sorridi, ma è giusto anche dire, perché sì, so che ci stai lavorando molto su questo, anche con la Presidente Anna Corò, che salutiamo anche, perché se io ho tutte le mattine ho queste associazioni che dicono siamo soli, ma non solo nel Veneto, prima parlavo appunto dell'avvocato Manzan, perciò Milano, perciò Gorizia, perciò capisci che non ci siamo proprio. Forse io ho sentito l'altro giorno nella riunione che abbiamo fatto proprio a Silea con le associazioni
che un signore di un'associazione ha detto: noi dobbiamo fare come ci sono in certi paesi i colmelli. Nel senso che ogni colmello deve fare quello che sa fare assieme ad altri. Allora diventa il colmello che diventa cittadinanza attiva. Tonetto, cosa ne pensi di iniziare a fare i colmelli anche noi, per capire con quali associazioni partire, con quali progetti poi coinvolgere altri, fare altri colmelli con altre associazioni? Prego, Tonetto. Allora, quello che dico sempre è quello che abbiamo detto anche prima, che assolutamente, se non capiamo che dobbiamo unirci per vincere queste battaglie, abbiamo già perso in partenza, perché mai come oggi c'è bisogno di essere uniti, perché i fondi sono sempre di meno, perché lo Stato ci aiuta sempre di meno, per 1000 motivi che a me non interessa in questo momento discutere, e quindi se noi non facciamo catena, non ci uniamo, come hanno detto i tuoi ospiti, non andiamo da nessuna parte. E proprio come ti ho detto prima, è grazie a questa unione che noi siamo entrati all'interno di alcune fiere, cioè grazie a questa unione scopri che puoi aiutare più persone di quelle che avevi previsto, perché come ti dicevo prima, noi siamo partiti dai corsi di guida sicura, poi siamo andati nelle scuole e grazie a te, grazie al villaggio delle associazioni, grazie alla conoscenza, adesso siamo arrivati a fare anche terapia con l'auto per le persone disabili, cosa che non avevamo pensato, ma conoscendo altre associazioni che ci hanno detto no, ci sono parecchie persone disabili che solo hanno il sogno anche di guidare l'auto, di salire sull'auto, allora noi ci siamo inventati questo, addirittura per le persone non vedenti abbiamo la guida al buio, cioè le portiamo a guidare coadiuvate dagli istruttori che gli fanno provare l'ebbrezza di guidare, e dare queste emozioni vale più di qualunque altra cosa. E queste emozioni non le avremmo date se non ci fossimo trovati assieme ad altre associazioni a discutere delle problematiche. Per cui vedi da cosa nasce cosa, e da una riunione che tu hai fatto, da una meravigliosa festa delle associazioni che tu hai fatto, è nata questa cosa che aiuterà tante persone disabili e che darà felicità a queste persone. Oggi come oggi dare la felicità è rimasta una delle cose più importanti che abbiamo. Grazie, allora sentiamo il saluto, anche ringrazio tantissimo il dottor Claudio Bellucco, direttore chirurgia oncologica generale al CRO di Aviano. Buongiorno, che piacere rivederla, dottor Bellucco, dov'è? Eccolo qua. Mi sembra che anche voi avete bisogno di far squadra, dottor Bellucco, perché mi sembra che il suo grido di dolore questa mattina sia che mancano i chirurghi nelle sale operatorie, ma me ne hanno detto anche altri colleghi. L'importanza di fare squadra, di far capire che bisogna agire. Prego, dottor Bellucco, e grazie. Certo, buongiorno Mirella, buongiorno a tutti i telespettatori, grazie a Telenord-Est per l'opportunità. Allora, è un'opportunità di parlare di un argomento che sta diventando purtroppo sempre più attuale. Io sono reduce dal congresso della Società di Chirurgia Oncologica, Società Italiana di Chirurgia Oncologica di cui sono vicepresidente, ma ancora più recentemente sono rientrato dopo un congresso che si è svolto a Bari della Società Italiana di Chirurgia, quindi che raggruppa tutti i chirurghi di tutte le specializzazioni in Italia, e il focus in entrambi i congressi, oltre alla parte scientifica ovviamente e clinica, ma è stato su un grido proprio d'allarme, cioè mancano chirurghi, e soprattutto in prospettiva. In questo momento è ancora la situazione è tamponata, ma si prevede che fra 3 anni non ci saranno abbastanza chirurghi nel Servizio Sanitario Nazionale, perché pensate che nel 2016 c'erano in Italia 7.000 chirurghi e nel 2025, causa pensionamenti e uscite volontarie, siamo sui 3.500, e a fronte di questo il serbatoio, diciamo, di chirurghi e la macchina formativa crea un altro problema, nel senso che c'è la mancanza e la carenza della vocazione a intraprendere un percorso per diventare chirurghi. Tanto è vero che le borse di studio e i posti quindi nelle scuole di specializzazione, che sono calcolati
in base alla necessità prevista. Tenete conto che dirò qui qualche numero per dare un'idea della gravità del problema e della emergenzialità della situazione. Cioè nel 2023 il 50%, cioè metà dei posti disponibili nelle scuole di specializzazione, è andato deserto. Così anche nel 2024, i dati del 2025 sembrerebbero che un 40% è andato perso, quindi un leggero miglioramento, però questo non tiene ancora conto di questi giovani medici che entrano nelle scuole di specializzazione e poi dopo abbandonano, cioè che non mettono come prima scelta, diciamo, la chirurgia generale, e quindi loro intanto entrano perché comunque hanno un lavoro all'inizio, anche se di fatto non è un lavoro al primo anno, perché non è un corso di studi, diciamo, anche se in una scuola di specializzazione, però poi lo abbandonano per altre specializzazioni, cercano di entrare in altre scuole di specialità. Quindi rischiamo veramente una emergenza per mancanza di chirurghi. In più questa cosa è anche un po' da un lato peggiorata perché facendo seguito all'emergenza Covid c'è questo famoso decreto Calabria, si chiama decreto Calabria dalla regione Calabria perché lì a un certo punto c'era bisogno, un'emergenza, un bisogno immediato di medici, e quindi c'è questo decreto legge che permette agli specializzandi dopo il primo anno all'università, nella scuola di specializzazione, di essere assunti a tempo determinato già dopo il primo anno in ospedali che non siano universitari, quindi ospedali periferici. E quindi questo ha delle ricadute un po' diciamo sull'intero sistema formativo. Dottor Bellucco, ecco, poi adesso sì, la lascio intervenire, poi dopo volevo dire quali sono un po' le motivazioni di questa problematica che si è venuta a creare e quali sono i possibili rimedi. Allora, io ho avuto ospiti suoi colleghi come lei, delle eccellenze del territorio, perché questo siete. Il grande problema che io ho sollevato è che a mio avviso non facciamo abbastanza per far capire a questi ragazzi che ci sarebbero anche queste possibilità di diventare chirurgo, infermiere, Perché? Perché facciamo tutto a scuola. Nel senso che se noi iniziamo ad aprire di più gli ospedali e far entrare questi ragazzi, visto che vogliono emozioni forti, perché loro vogliono emozioni forti, giocano con la morte, non hanno rispetto del proprio corpo, per far capire che quando entri in questi ospedali non è più il profumo della strada, tu tocchi con mano il profumo della disperazione, anche della speranza, è un'altra storia. E avevo ospite quel giorno il professor Gerosa, ma anche il professor Cillo. E ho detto, chiederò ai direttori generali di aprire di più le porte a questi ragazzi, alle scuole, alle associazioni di volontariato, per far capire che ci sono anche altre realtà che devono capire, che vuol dire programmare per il futuro. E il professor Gerosa mi ha detto, fa benissimo Mirella, anzi, se qualcuno gli dice che facciamo già, gli dica che non facciamo abbastanza, che l'ho detto io. Ma mi ha detto così anche il professor Cillo. Cioè sono d'accordo che bisogna uscire da quello che è la routine, vado in classe, che va benissimo, non dico di no, però qualche volta durante la settimana porto anche questi ragazzi a parlare col professor Bellucco, col professor Gerosa, a toccare con mano quella che è la realtà dell'infermiere, ecco, dell'anestesista, che un professore mi ha detto, sai Mirella, ci si ricorda il nome del ristoratore ma non si ricorda il nome dell'anestesista, non sa neanche chi sei. Cioè siamo a questi livelli, non è forse che dobbiamo programmare in maniera diversa, perché quello che ha detto lei, dottor Bellucco, è molto importante, però io le rispondo, perché non hanno fatto la programmazione? Mi sembra che queste persone che sono andate anche in pensione avevano un nome e cognome, una data di nascita, perciò se tu programmi e investi nel programma
forse non ci saremmo trovati in queste condizioni. E non è che sempre puoi passare il cerino a Roma, sono anche le regioni che dovevano muoversi, visto che la sanità è molto importante a livello regionale, perché sono loro poi che decidono anche i vari direttori generali e tutto di più. Cosa dice, dottor Bellucco? No, perché è una cosa importante che vorrei capire. Dove è stata la programmazione? Ci ritroviamo che siamo senza tutto. Prego. Allora, grazie per questi due spunti. Allora, innanzitutto la programmazione c'è, infatti i numeri dei posti disponibili nelle scuole di specializzazione in chirurgia generale sono basati sulle necessità future, cioè tenendo conto appunto dei pensionamenti, e in più si è andato ad aggiungere un fattore esterno, cioè la gente che volontariamente si toglie dal pubblico per andare nel privato, cioè gli specialisti che fanno questo. Ma come dicevo all'inizio, il serbatoio non si riempie perché c'è un bisogno di una certa quantità di benzina, ma questa non entra perché si iscrivono soltanto il 50%, il restante 50%, per adesso sì, poco più del 50% va perso perché i posti ci sono, le borse di studio ci sono per le scuole di specializzazione, ma non si iscrivono a chirurgia generale, come anche in altre specializzazioni come l'anestesia e come anestesia di rianimazione e come i medici di pronto soccorso, gli emergentisti. Ma perché questo? Per tre motivi fondamentali. La qualità di vita che è richiesta sempre un po' più di livello standard sempre più elevato, quindi in base anche agli orari di lavoro e anche alle problematiche, soprattutto per quanto riguarda la chirurgia, medico-legali. Cioè uno dice: io vado a fare un lavoro in cui lavorerò tantissime ore e ho un rischio elevato di venire denunciato per malpractice, così, e in più anche ho dei salari bassi anche in previsione, ecco che questo è disincentivante. Ci sono dei correttivi e poi li vediamo rapidamente. L'altro spunto invece, Mirella, che lei ha dato su andare, e come diceva il dottor Gerosa e anche Umberto Cillo, cioè andare già a livello delle scuole a infondere questa che è la vocazione, perché alla fine, se ci pensate, il lavoro del chirurgo, proprio perché è un lavoro estremamente affascinante, io lo considero il più bello del mondo perché mette insieme la testa, le mani e il cuore. Ci sono pochi lavori, è un privilegio poter fare questo lavoro, però bisogna che le persone vengano messe a conoscenza, come diceva Mirella, già da quando sono alle scuole medie, alle scuole superiori, cosa rappresenta questo lavoro e quindi quale deve essere l'opportunità, però deve essere anche data l'opportunità di farlo. Volevo fare un esempio, cioè uno specializzando di chirurgia generale, uno specializzando in Italia ha uno stipendio di 1.589 euro netti al mese, però deve pagare all'anno anche 1.600 euro, 1.160 euro di tasse universitarie, perché di fatto è un corso universitario anche quello di specializzazione. Siccome deve lavorare 38 ore, la paga, facendo i conti, viene di 10,40 euro all'ora. Però generalmente per esempio un chirurgo in un reparto in cui c'è un'attività lavorativa molto importante, cioè casistica molto importante, così con interventi di elevata complessità, lavora circa 75 ore. 75 ore vuol dire che lui guadagna 5,29 euro all'ora. Ma siamo andati a vedere in due altri paesi europei, in Germania e in Spagna. Allora tenete conto che in Germania uno specializzando, mentre quindi in Italia uno specializzando guadagna netti 1.589 euro al mese, in Germania guadagna tra i 7.000 e i 9.000 euro al mese, cioè molto più di quello che un primario guadagna in Italia, diciamo. In Spagna però 2.600 euro, comunque 1.000 euro in più di quello che uno specializzando guadagna in Italia. E lavorano 40 ore, questo è il contratto, 42 ore in Germania, 40 ore in Spagna.
Per cui l'incentivazione è su questo che bisogna lavorare. È che purtroppo questo grido d'allarme ancora probabilmente non è stato recepito. Parlavi, Mirella, del Veneto. Il Veneto secondo me è stato lungimirante, come ha fatto per diverse cose, per esempio per le liste d'attesa, laddove la sua politica, la politica del Veneto ha dimostrato di riuscire ad affrontare e in parte risolvere un problema che è in via di miglioramento, facendo il confronto con le altre regioni italiane. Questi sono dati recentissimi. Ha creato, questo discorso dell'azienda zero, ha creato un serbatoio di specialisti o di inizialmente specializzanti, cioè l'azienda zero fa dei concorsi, diciamo, per entrare in delle graduatorie, dalla quale poi, in base alle necessità, le varie aziende ospedaliere possono attingere. E questa secondo me è una cosa molto lungimirante. Molto chiaro, dottor Belluca. Sentiamo Giancarlo Cavallin, come poter aiutare anche con questo centro servizi volontariato anche questi medici? Perché giustamente lui dice i numeri sono numeri e da là non si scappa. Io avevo un'amica, dottor Belluco, una dottoressa, che qui con la sua specializzazione in farmacia aveva 1.500 euro, in Germania 5.000 euro e anche con l'alloggio. Capisce che non serve fare tanta strada per capire quali sono i numeri, però c'è la volontà di migliorare e io ho molta fiducia, per quello dico che dobbiamo aprire più nei giovani, perché il futuro è nelle loro mani, cioè non c'è niente da dire. Lei ha detto una cosa importante, ecco, bisogna la passione, ecco, bisogna avere anche la passione, però bisogna cercare la passione di questi ragazzi, perché magari loro non sanno mica di averla. E le porto l'esempio di questo ragazzo che ha scoperto la stella variabile, un ricercatore, e lui ha detto: guarda Mirella, io se fossi andato sempre a scuola e basta, oppure anche su internet, io non sarei mai diventato un ricercatore. Nel momento che sono entrato nell'osservatorio astronomico, che ho toccato con mano, ho capito qual era il mio percorso da fare. Questo ragazzo ha scoperto la stella variabile, però è entrato nell'osservatorio astronomico, la scuola l'ha portato, sono andate, capisce, dottor Belluca, che dobbiamo accelerare, perché questi ragazzi sono svegli, ne portiamo 50, riusciamo a far capire a 10, uno vuol fare l'infermiere, uno il chirurgo, uno vuol fare il medico di medicina, cioè chissà cosa riusciranno, ma dobbiamo portarli, perché da soli non arriveranno mai, dottor Bellucco. Noi dobbiamo cercare di capire qual è la passione. Io ho avuto il professor Zanos, che penso lei conosca, che ha detto: io a 6 anni sapevo già che sarei diventato un chirurgo, cioè io lo sapevo. Lo sentivo dentro. Beh, Mirella, è molto comune, questa è anche la mia esperienza personale. Sì, se tu chiedi, perché il chirurgo generale è una figura molto particolare in questo scenario così. È una cosa proprio che si riscontra, però però bisogna trovarle queste persone e quindi, come dici tu, dargli l'opportunità con una divulgazione nelle scuole che anche sarebbe quasi a costo zero e molto educativa. Grazie dottor Belluca. Allora Giancarlo Cavallin, come commenti, come aiutare questi chirurghi? È un grido d'allarme che io sento spesso e sono molto preoccupata, la popolazione sta diventando sempre diversamente giovani. I giovani vanno da un'altra parte, cioè chi è che ci curerà? Ecco, no, perché scusa, Sì, siccome diciamo così nella mia vita ho seguito anche l'ambito della sanità, ci sono una serie di argomenti, ma adesso magari non ci addentriamo, però è anche vero che attualmente c'è una programmazione, ma c'è un ritardo, perché se penso andiamo dietro di un po' di anni, in realtà non c'era stata questa programmazione, quindi oggi ci troviamo in una situazione in termini di figure. Ecco, non solo, ma poi soprattutto è importante, cioè un discorso di promuovere le professioni sanitarie e sociali. È quello in pratica, quindi creare questo interesse, poi dare un ruolo, incentivare come si diceva, insomma, ecco. E poi basta che facciamo un attimo un pensiero di questi ultimi anni, se pensiamo al Covid, agli eroi e a cosa poi successivamente... Le aggressioni in ospedale. Esatto, cioè questi
quindi c'è proprio da aiutare anche un po' tutti noi a capire invece che è importante appunto che ci sia una presenza di figure che prima si diceva che qualcuno si sentiva di diventare appunto un chirurgo già da giovane, e quindi poi il discorso della scuola che aiuta un po' a capire che tu puoi costruire una tua idea di vita e di tuo ruolo nella vita, insomma, ecco, credo che sia un po' questo. Però i ragazzi vogliono essere intrigati, vogliono vedere, Esatto. toccare, non è più come una volta, questi sono molto svegli, questi fanno i compiti con l'intelligenza artificiale, ragazzi, cioè di cosa parliamo? Io ho avuto un insegnante che ha detto non do più i compiti a casa perché arrivavano tutti con i compiti fatti con intelligenza artificiale. Abbiamo Elena da Carbonera, vai Elena. Buongiorno, vi saluto tutti intanto con molto piacere, saluto anche soprattutto te Mirella, poi in particolare anche Giancarlo e Gianluca che conosco bene perché faccio parte di un gruppo di cui fanno parte anche loro. Niente, io mi riallacciavo al discorso della carenza di personale sanitario perché il medico prima si è forse dimenticato di segnalare una cosa molto importante. Io sono infermiera, quindi queste cose le vedo da molti anni. C'è stato il numero chiuso nella facoltà, per l'accesso alla facoltà di medicina e chirurgia da molti anni, non erano cose che non si sapevano, si sapeva che si sarebbe arrivati a questa emergenza perché purtroppo tante persone sono state rifiutate nel corso degli anni. Adesso hanno fatto una piccola modifica per liberalizzare, per spostare praticamente il test d'ingresso, però il problema del numero chiuso, ma non solamente su medicina e chirurgia, anche su infermieristica, su fisioterapia, sono tutte figure dove tante persone anche in passato avrebbero voluto provarci, accedere, però purtroppo il problema del numero chiuso è stata una grave problematica. Una mancanza di programmazione, proprio come dici tu Mirella, perché bisogna guardare avanti, cioè un bravo amministratore guarda avanti, sa che ci saranno i pensionamenti, non puoi aspettare all'ultimo e dire oddio manca personale, perché è questa la realtà, è come il discorso della carenza di posti degli ospedali, non puoi togliere posti in ospedale sapendo che arrivano le frotte degli anziani nati ad esempio all'epoca degli anni 30-40 quando c'erano le famiglie numerose. È chiaro che ci sono tanti anziani, è chiaro che c'è bisogno di tanto personale. Bisogna programmare, ma non è che ci vuole chissà che capacità fantasmagoriche a livello intellettivo per capirle. Queste sono le cose che dovrebbero fare i governanti e i dirigenti degli ospedali, della sanità, cose che purtroppo non sono state fatte e non è che non le abbiamo dette ma non siamo stati ascoltati. Questa è la mia esperienza perché appunto in ospedale ci ho lavorato tanti anni e le cose le ho visto tutte queste cose passare, come per esempio ho visto nel momento in cui è stato ridotto ad esempio l'afflusso, è stata fatta il corso di laurea in scienze infermieristiche, è stato ridotto l'afflusso dei nuovi iscritti e ci siamo ritrovati senza allievi in ospedale e gli allievi infermieri erano quelli che facevano il grosso del lavoro di assistenza infermieristica e quindi poi è cominciato ad esempio il fenomeno delle badanti. Questi sono fenomeni che bisogna capire, interpretare, prevedere e purtroppo c'è molta cecità su queste cose. Grazie, devo correre Elena, comunque sei stata molto chiara, sentiamo anche come risponde il dottor Bellucco perché so che deve anche lasciarci adesso, allora dottor Bellucco se vuole rispondere poi come ci saluta. Certo, no, grazie mille veramente per questo commento che è stato fatto da questa ascoltatrice e volevo puntualizzare due cose. Sicuramente per quanto riguarda, come è stato fatto l'esempio delle professioni sanitarie, dell'ingresso a infermieristica e a scienze infermieristiche e a fisioterapia, il numero chiuso ha creato un grosso problema e questo bisognava tenerne conto. Per quanto riguarda però quello che io stavo dicendo, e questo vorrei puntualizzarlo, cioè non è che c'è la mancanza di medici, cioè di laureati in medicina. Il problema è che una volta laureati le scelte del percorso di specializzazione sono molto diverse, perché per esempio
il 100% delle borse a disposizione di dermatologia, di chirurgia plastica, di oculistica sono completamente saturate, cioè tutti vogliono fare questo. Di fatto i più bravi, quelli che hanno i punteggi più alti, vogliono fare i dermatologi, i chirurghi plastici e gli oculisti. La motivazione è ovvia, insomma. Mentre nessuno, meno della metà delle posti a disposizione sono occupati da giovani medici che vogliono fare i chirurghi generali, gli anestesisti e i medici di pronto soccorso, ma ancora più grave sono altri servizi che sembrano così meno importanti, ma lo sono, cioè la medicina di laboratorio, cioè l'anatomia patologica, la radioterapia. Ci sono scuole di specializzazione in cui supponiamo 8-10 posti a disposizione, ne vanno occupati 0, o se ne vanno occupati 2, alla fine dell'anno quei 2 cambiano, vanno via, si ritirano. Quindi questo è, certo, la programmazione è essenziale, è fondamentale, però in questa problematica specifica il problema non è legato al numero chiuso iniziale, ma è legato all'ingresso nelle scuole di specializzazione, ed sono queste che devono venire incentivate con appunto dei correttivi, perché, ripeto, la situazione fra 3 anni, già adesso è grave, ma fra 3 anni sarà gravissima e probabilmente irreversibile. Ecco. Come ci saluta, dottor Bellucco? Allora vi saluto augurando a tutti un buon weekend, ringraziandovi ed io credo che sia proprio dall'acquisizione delle informazioni e dalle discussioni diciamo costruttive come in questa trasmissione che le problematiche poi vengono risolte. Bisogna essere ottimisti e bisogna lavorare. Grazie. Una cosa che chiamo io, dottor Bellucco, queste interviste che faccio con voi, pillole di saggezza, perché se ognuno prende una pillola di saggezza, poi col buon senso riesce a realizzare quello che non ha mai fatto, che è programmare nella maniera corretta con tante pillole di saggezza. Grazie dottor Bellucco, veramente grazie. Chiedo ai miei ospiti di rimanere, chiedo a Tonetto, deve andare via o può rimanere ancora? Tonetto? Ecco. Tonetto, devi andare via o puoi rimanere ancora? No, posso rimanere. Allora rimani, perché devo parlare anche di sicurezza stradale, come vedete tanti ospiti, ma ce la faremo. Pubblicità. Ok. Allora, prima di sentire Luis Arroyo, referente progetto Ritmicamente, che avete visto, bellissimo, complimenti, e vediamo da dove è nata questa idea, poi sentiremo anche Gianluca Raffaele. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, perché non pagano di più i medici negli ospedali invece di vedere che tutti si mettono in privato? Ma lo stipendio dell'ospedale, un chirurgo mi ha detto che in 2 giorni, 3 giorni prende i soldi di un mese del chirurgo in ospedale. Allora Mirella, come diciamo sempre, bisognerebbe rivedere i stipendi dei parlamentari, perché loro prendono 20.000 minimo al mese senza nessun risultato e fanno vivere a stenti le persone, i loro cittadini. Io sono stanca di dire queste cose qua, Mirella. Dovrebbero vergognarsi.
Perché dobbiamo pagare 20.000 euro che quando che li vedi venire fuori dal Parlamento sono tutti che fanno finta di telefonare, fanno finta perché non vogliono i giornalisti, interrogazioni né niente. Quando cominciano a fare qualcosa, i medici ci salvano e loro ci fanno morire di stenti. Questo voglio dire, Mirella, sono stanca di dirlo. Ciao, grazie. Ciao, guarda che la trasmissione si chiama Sveglia Veneti, Sveglia Veneti. Allora, detto questo, sentiamo cosa dice il maestro, quando è nata questa idea, perché ecco questo veramente questo ballo che oltretutto è una ginnastica importantissima perché ci si muove, sì. Ecco, è una cosa molto importante, poi la musica questi ragazzi amano. Prego. Buongiorno, prima di tutto grazie per l'invito e per rivolgere il suo sguardo verso di noi. È nata l'idea perché io ho una principessa con la trisomia 21 e allora ovviamente noi genitori facciamo di tutto per portarli a tantissimi posti, tantissime associazioni che tante volte non conosciamo, no? Però dobbiamo noi come genitori cercarli. Io ho la passione del ballo, lo faccio in Messico, ero coreografo. Però come ho una malattia non riuscivo a muovermi. E allora io vedevo, diciamo, parlando della musica, che non hanno, non per colpa loro, però quella passione che uno trova nel ritmo, però soprattutto in loro, non è a volte degno solo farli ballare alzando le mani. Quando so che loro possono fare benissimo, io a loro non li vedo, non li ho mai visto come esseri speciali. Per me sono un essere spirituale che è una materia imperfetta. E se uno non lo vuole vedere basta chiudere gli occhi, sentire l'energia e l'amore che loro danno. Quando ho cominciato, tante volte noi non sappiamo come aiutare, però è il destino che ti dice, ti dà i tempi per farlo. E attraverso mio figlio, che lui stava facendo basket integrato, hanno creato una festa di carnevale e mi hanno chiesto se potevo mettere musica. Allora ho detto metto la mia e mi metto a ballare. E così abbiamo fatto, però io non sono riuscito a ballare perché avevo tanta voglia di farlo, perché loro si sono messi davanti e mi copiavano e le mamme erano dietro di me. E allora là c'era il primo campanello di allarme e dopo... Il famoso alert. Sì, e dopo Manuela mi ha detto, sai, faremo una pizza per i ragazzi, compreso mia figlia, e dice mettili un po' di musica, falli divertire perché ne hanno bisogno. E ne avevo bisogno anch'io, penso che il primo che ha bisogno sono io. E così sono andato, abbiamo messo la musica e loro erano davanti a me e allora chiamai a Manuela e ho detto, Manuela, so cosa fare, dammi l'opportunità di farlo. E così questo progetto è nato. Io all'inizio pensavo sinceramente che sarei restato con 5-6 di loro. Quanti ne hai adesso? Ufficialmente siamo 40, però penso che stiamo arrivando a 50, perché il bello, cosa succede, che noi stiamo includendo gli adulti o persone normodotati, no? Siamo noi che li stiamo includendo a loro, perché è un spazio completamente aperto, la magia succede dietro di me, perché io sono un istruttore, non sono un medico, non un psicologo, non sono un giudice. Noi non andremo mai in competizione perché non ci interessa. E allora io solo trasmetto la passione del ballo a loro e mi piace scherzare con loro, mi piace divertirci. In nessun momento le sto dicendo o dico hai sbagliato, devi farlo bene. Non mi interessa sinceramente, perché arrivano ragazzi che sono stati rifiutati anche da altre scuole. No, cioè, va bene. Ma non è, Luis, che forse sono loro che stanno includendo noi?
che viceversa, cioè bisogna vedere da quale angolazione guardi, con i loro gesti, con i loro abbracci, con i loro sorrisi, con il loro buon umore. Io non li ho mai visti tristi, magari un po' arrabbiati, ma perché volevano fare quello che volevano, non per altro. Allora, sentiamo anche cosa dice Gianluca. Quanto importante è il ballo, l'amicizia, stare assieme a tante altre persone? Prego Gianluca. Io, di fronte alla musica, sono contento perché vivo con la musica, vivo con la batteria, perché suono da 12 anni e so cosa vuol dire ballare e stare in compagnia. Mi piace stare a fianco a un grande maestro come Luis, che dona il suo amore verso noi. E io so di me stesso, prima persona che sono io, perché parlo io, perché do e trasmetto l'amore sulla musica e soprattutto sto bene anche con Giancarlo, con la Manuela. Con tutti gli altri, con la squadra. Sì. Senti Gianluca, tu hai detto una cosa importante che fa veramente riflettere. Tu non hai detto mi hai insegnato a ballare, sì, ha fatto anche questo, ma hai detto l'amore. Sì. Perché voi avete bisogno di questo, di sentirvi amorevolmente accolti, accompagnati nelle varie discipline. Cos'è l'amore per te, Gianluca? Per me l'amore significa tutto, che sarà perché avevo tante fidanzate. Mi pare anche giusto che sia un figo. Scusa, mi sembra anche giusto. Ecco, l'amore significa proprio questo, amare il prossimo. Grazie. Perché mia nonna mi ha sempre insegnato, perché è mancata a 97 anni, però mi ha insegnato molte cose sull'amore, sull'educazione, sul mio carattere, sui miei comportamenti, sui miei modi di esprimermi e tutto. E soprattutto per me ho un sogno, quello di condurre programmi televisivi, per esempio a Mediaset, a Cinecittà. Per me questo della Mirella. Ecco, secondo me questo mi dà gioia. Bravo Gianluca, ecco, pensa sempre in positivo e soprattutto questo ottimismo che hanno. Avete sentito di cosa ha parlato? Ha parlato di scuola, di cultura, di bellezza, di arte, perché il ballo è arte, perciò maestro, queste parole di Gianluca fanno molto riflettere, nel senso che è giusto iniziare a usare la parola persone. Io vivo con quelle persone, cerco di aiutare e supportare quelle persone, perché mi sembra che noi siamo bravi a mettere le etichette, a dividere bambino, bambina, uomo, donna. Invece dobbiamo iniziare a parlare di persone, forse di chiamare queste persone con nome e cognome che hanno. Cosa dice maestro? Iniziamo da qua a fare questo passo in più, di non giudicarli, ma di avvicinarli, salutarli. Ecco, non so se era Gianluca, no, un altro ragazzo di un'altra cooperativa che ha detto: quando mi incontrate per la strada salutatemi, venite ad abbracciarmi, perché io ho bisogno di questo. Prego maestro, cosa dicono questi ragazzi? Beh, loro, io come ho detto, io non li vedo come, perché io appartengo a loro, e non li vedo mai, non li ho mai visti come persone che hanno una disabilità. Io li vedo, come ho detto, sono degli esseri spirituali che hanno una materia imperfetta. Però io penso che la società gli deve chiedere scusa a loro,
Io l'ho fatto una volta simbolicamente perché è arrivato un ragazzo, lo vedevo molto triste, avevo già capito cosa aveva e gli ho detto: se la società ti ha offeso io ti chiedo scusa, se la società ti ha respinto io ti chiedo scusa, perché se la società utilizza il nome della tua malattia per offendere gli altri, io ti chiedo scusa. La società non gli ha chiesto scusa a loro perché li mettono in parte, ma perché devono capire, almeno a me mi hanno insegnato e questo lo so. Noi siamo stati fatti con 3 cose, siamo stati creati con amore, per amare e per amore. Loro non odiano. Loro non trascinano le colpe. Io invidio questo da loro perché ci hanno insegnato che siamo colpevoli di qualcosa che non è colpa nostra. Noi esistiamo, noi siamo, sempre l'ho detto a loro, noi siamo delle piccole stelle. È il buio che mette a prova la brillantezza di una stella. E tutti noi insieme come stelle siamo in tutti che illuminiamo la notte. Loro mi dicono maestro, io dico istruttore, non sono un maestro, io istruisco e trasmetto la mia passione del ballo, perché nel mio gruppo vengono persone, vengono signore che stanno male, si sentono da sole, io non giudico nessuno. Arrivano, gli ho detto, ti vuoi divertire? La prima cosa, quando mi hanno detto, come sto ballando maestro? Benissimo. Ti stai divertendo? Basta. Allora hai già risolto il problema. Sì. Allora io saluto sia Gianluca Raffaele. Gianluca, come vuoi salutare le persone a casa che ti stanno ascoltando? Sì, che io saluto perché, e dico anche, aggiungo che io lavoro in solidarietà in Monigo e sono orgoglioso del mio lavoro perché mi occupo di ceramica, di tattiche, lavoro con... Ma che saluto fai? Perché devo chiudere. Come vuoi salutare Gianluca? Vorrei salutare dicendo ai nostri ospiti un ringraziamento come Presidente, saluti, di farmi conoscere. Fermo perché c'è Sandra da Padova. Sandra! Ciao Mirella. Aspetta Sandra, perché Gianluca vuole che tu faccia una domanda a lui. Lui vuole che voi fate una domanda e adesso sei arrivata tu. Fai una domanda a Gianluca per piacere. Allora, Gianluca, io ti amo. Ti amo perché io adoro queste persone come dici te, Mirella, perché io proprio la settimana scorsa ho incontrato una ragazza come lui, bellissima, vestita meglio delle ragazze che vedi in giro, col telefonino, e gli ho detto: come sei bella. Mi ha abbracciato, Mirella. Io sono sempre stata così, non è che adesso mettiamo in risalto e giustamente certe cose, ma io per carattere sono sempre stata così, la gentilezza, l'abbraccio, forse anche troppo perché qualcuno mi dice ma sei esagerata, no, perché siamo persone, abbiamo bisogno di abbracciarsi, di raccontarci, perché c'è tanta, come dici te delle volte, gli ospiti che hai, tanta solitudine, Mirella, dal diversamente giovane al ragazzino, ma ce n'è tanta, e io penso che ci vuole anche un po' di empatia e farsi forza. È chiaro che non siamo tutti uguali, però bisogna fare uno sforzo perché dobbiamo andare avanti, il mondo va avanti, è inutile. Io mando non un abbraccio di più e auguri per il tuo futuro, che sia roseo, bello, sereno
e che trovi tante persone che ti vogliono bene. Grazie Sandra, devo chiudere perché non ce la faccio più veramente, perché ho anche altri ospiti. Io veramente ti ringrazio sia Gianluca Raffaele che Luis Arroyo, grazie veramente grazie a lei, di essere qui per far capire che forse anche noi dobbiamo guardare, non giudicare, ma iniziare a chiamare per nome, salutare di più e non chiuderci in se stessi. Allora andiamo a vedere Strade Over 65, poi ne parleremo con gli altri ospiti, e abbiamo anche un altro ospite, mi fa veramente piacere che sia ritornato a trovarci. Andiamo a vedere il servizio e saluto questi ospiti. Grazie. Gli over 65 chiedono e vogliono una risposta immediata, quindi sulle problematiche che si ritrovano sul traffico bisogna dare delle risposte immediate. Noi cominciamo col dire che le risposte vanno date innanzitutto da pedoni e da ciclisti. Lo scorso anno abbiamo persi quasi una decina di pedoni sulle strisce pedonali. Considerazioni da uno dei 5 incontri sulla sicurezza stradale organizzati per chi ha superato i 65 anni d'età e si trova a fare i conti con una minor prontezza di riflessi e non solo. Una fascia d'età che sta crescendo costantemente in tutto il Trevigiano, come certificano i dati del Centro Studi Amministrativi della Marca. Oggi gli over 65 in provincia di Treviso sono il 24,3 a fronte di una media nazionale del 24,7 e quindi abbiamo una nutrita composizione over 65 di quella che è la popolazione. Per questo la provincia si è fatta promotrice di una convenzione con il Centro Studi e l'US2 per almeno una ventina di incontri, ma con l'obiettivo di arrivare a tutti e 94 i comuni della Marca. Perché siamo convinti che più riusciamo a diffondere cultura e di utilizzo di mezzi, di rispetto di codice della strada, più aumentiamo le responsabilità e la consapevolezza rispetto ai rischi che ci sono. Incontri per avere consapevolezza di sé stessi anche in relazione alle tante patologie legate all'età. Quindi patologie che possono influire sulla guida, faccio un esempio, un diabete con una retinopatia oppure un scompenso cardiaco che magari possono avere dei problemi legati anche alla guida. Incontri anche come momento di confronto, considerando che un over 65 su 4 vive da solo. Ma è vero che tanti non sanno ancora bene la storia delle rotatorie. La storia dei rotatori veramente è un po' problematica, però con esempi chiari, abbiamo dei video molto precisi e le cose vanno dette e le cose vengono comprese. Questo considerando che nel 2024 su 66 vittime della strada quasi il 40% avevano più di 65 anni. L'appello ai cittadini over 65 è prima di tutto di seguire questi corsi che sono importanti appunto per capire come comportarsi quando si è in strada, e in secondo luogo perché questi possono aiutare anche poi avere dei riferimenti con dei medici che possono anche in qualche modo favorire queste persone con delle terapie in modo tale che possono continuare a guidare tranquillamente. Ringrazio e saluto anche Ondina Giacomin, poi sentiremo anche lei cosa ci racconterà. Grazie Ondina di essere qui. Saluto anche Tiziano Spigariol, cultore delle tradizioni, una cosa molto importante perché lui è a congrega del Tabaro, chi non conosce qui soprattutto nel Veneto, non solo a Treviso. Tiziano Spigariol che ha fatto rivivere il Radicchio Verdon, ecco, l'oro bianco perla, perché sono proprio perle bianche, poi ne parleremo, però volevo sentire adesso dal mio ospite che veramente è rimasto collegato con noi, ecco, quello che ne pensa di questo servizio, Alessandro Tonetto, che era quello che ne avevamo parlato prima, però mi sembra che veramente le cose da fare siano altre per la nostra sicurezza, soprattutto ecco, essere molto attenti a questi giovani che pensano di avere la macchina che sia come una bicicletta, ecco, guido come voglio, faccio quello che voglio. Ieri ho incontrato in una curva un ragazzo, è andato via a 150 all'ora, ha preso una curva secca in maniera allucinante. Cosa ci fai? Non riesci neanche a capire, perché sono schegge impazzite che le puoi trovare, ne basta uno, cioè non è che dobbiamo trovarne mille. Prego, cosa vuoi dire, Alessandro? Esatto, allora, innanzitutto tutte le iniziative come questa che
portano una conoscenza maggiore del codice della strada vanno benissimo, però io agirei sui giovani come hai detto tu. E dico una cosa, Mirella, che è proprio per venire ancora più in accordo con te. Noi questi corsi di guida sicura, i ragazzi non venivano perché per loro sapevano già guidare, loro sapevano tutto. Allora noi siamo andati a prenderli, cioè proprio nelle autoscuole, nelle scuole abbiamo obbligato che ce li portassero. Venivano un po' controvoglia, ma dopo fai conto che in 2 anni abbiamo fatto 6.000 ragazzi, ok? Uscivano tutti, e abbiamo le interviste, convinti di una cosa completamente diversa. Primo, che non erano così bravi come pensavano; secondo, che anche a basse velocità si fanno gli incidenti; terzo, molto più consapevoli. Come hai detto tu, bisogna prenderli e portarli, perché loro da noi non venivano, perché sapevano già tutto. Messi invece lì, e ti parlo non di 1 o 2 ragazzi, 6.000 ragazzi, gli ultimi 300 li abbiamo fatti a Torino, finiti la scorsa settimana, ecco, uscivano tutti dicendo: non pensavo che a 40-50 all'ora succedesse questo. Quindi la consapevolezza per noi è importante e bisogna andare a prenderli. Se aspettiamo che loro arrivino a fare i corsi, loro sono più bravi di me che insegno. Se invece li obblighiamo nelle autoscuole, lo mettiamo nel pacchetto delle guide, allora, gratuito ovviamente, perché ripeto, tutto quello che noi facciamo, essendo una fondazione, e a titolo gratuito, allora imparano tantissimo, capiscono che gestire una macchina è pericoloso e capiscono che fare una curva a 150 all'ora è folle, non è bravura, ma è folle. Il bravo è quello che fa la curva a 150 all'ora in una pista, il folle è quello che mette a rischio la sua e la vita degli altri facendo una curva per strada a 150 all'ora. Questo è quello che penso. Grazie, veramente grazie Alessandro per queste pillole di saggezza che stai cercando anche tu di mettere in atto con azioni concrete per far capire a questi ragazzi che non gira sempre come pensano loro, ma gira anche in un'altra maniera, con la sicurezza e il rispetto delle persone che tu incontrerai quando esci di casa. Allora, Tiziano Spigariol, il 13 ottobre ci sarà questa presentazione presso la Sala Guadagnin, Palazzo Rinaldi, della presentazione del calendario artistico 2026, il pesce d'acqua dolce nel Trevigiano. Cosa sono le tradizioni e riportare veramente alla luce quello che veramente era stato sommerso, ignorato, non si ricordava più? Ecco, tu sei stato l'autore del Radicchio Verdon, di questo grano meraviglioso che abbiamo. Cerchi veramente di tenere duro, ma è difficile perché dovrebbero investire, visto che dicono prima le nostre tradizioni, poi c'è proprio qui che non vi dà un scheo alle tradizioni o molto poco. Invece la storia è storia. Cos'è la storia delle tradizioni, Tiziano, e questo calendario che hai pensato di fare? Naturalmente non venga a mandare neanche una immagine come al solito. Tiziano è così. Intanto buongiorno a tutti, rinnovo l'invito Sveglia Veneti. Avremo l'occasione fra un mese e poco più di svegliarci, vediamo se questo messaggio che io vi... Hai detto che siamo in Baucai, io vado per ancora sto termine. Sì, tempo addietro sì, spero che pian pianino insomma le cose migliorino. Allora, il recupero della tradizione, la riproposizione di usi, costumi, diciamo in senso teorico, perché praticamente oggi sono difficili da proporre e da osservare. La vita è andata avanti, la scienza ha fatto il suo corso e la gente sta meglio, diciamo, sotto determinati aspetti. Però sono fondamenta di un territorio, permettetemi di dire anche della bellezza di un territorio, quello veneto, della cura, e sono il frutto sicuramente di esperienze del passato a livello sociale, a livello culinario, a livello enogastronomico, a livello culturale, oltre che patrimonio
culturale. Io penso che se non si conosce il passato difficilmente andremo verso un futuro certo, anche se noi più di tanto lo vediamo quotidianamente, non riusciamo a fare. Però è una vita che ci provo, soprattutto a lanciare questo messaggio. Ecco, se ognuno di noi si impegna per proprio conto, una tesserina, una pietra, un sassetto ogni giorno di più viene messo su questa costruzione ideale che potrebbe essere questa dimora dello spirito e della cultura, e chissà che un giorno magari, soprattutto per le nuove generazioni. Allora andiamo a vedere questo servizio Artigiani a Castelfranco. Tu sei un artigiano, sentiamo poi come commenti, poi sentiamo anche gli altri ospiti. Andiamo a vedere Artigiani Castelfranco. Quello che doveva essere un momento di festa a Villanova di Campo San Piero si è trasformato presto in una brutta serata. Un uomo di 79 anni è stato in base ad uno studio internazionale che è svolto in più parti del mondo, è stato appurato che già i bambini dall'elementare, in una percentuale che varia dall'85 al 95%, una volta che individuano la propria professione che li piacerebbe fare, riescono a portarla a termine ed orientarsi la propria vita in quella professione. Parte da questo dato la nuova iniziativa degli artigiani di Castelfranco: portare il saper fare nelle scuole elementari e medie del comprensorio. Si inizierà il 16 ottobre a Resana per terminare nella città castellana, anche se il progetto punta ad ampliarsi nel corso di tutto l'anno scolastico. È un'evoluzione di quanto sta già accadendo alle scuole superiori. Tant'è che gli artigiani trevigiani hanno incontrato il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Sì, abbiamo proposto che una modifica nella riforma scolastica, dove venga messo in un programma definito che tutta l'attività professionale venga eseguita nelle aziende. Una iniziativa condivisa con i sindaci della zona. Perché credo sia importantissimo far conoscere ai nostri figli, ai nostri giovani, le opportunità, le motivazioni per crescere e per far crescere questo territorio. Quindi è importante che poi loro scelgano come fare al meglio il loro futuro. Una volta artigiano era coniugato solo al maschile, ora più che mai l'offerta è per bambini e bambine. Sempre di più, e vorrei dire anche per fortuna. E in particolare vedo che tante ragazze scelgono di frequentare istituti tecnici, il che vuol dire che possiamo avere in futuro delle ragazze, delle donne che lavorano in campo tecnico e che sanno lavorare come gli uomini, se non anche meglio, vorrei dire. Lo vediamo anche dai risultati a scuola. Le ragazze spesso sono tra le più brave in classe. Una proposta che ha visto le scuole aprire subito le porte. L'orientamento è molto importante poi nella fase nel passaggio dalla secondaria di primo grado a quella di secondo grado, perché deve essere un orientamento che fa conoscere ai ragazzi tutte le loro possibilità. Senta Presidente, allora bellissima attività, ma poi gli facciamo mettere le mani a questi ragazzi, perché parlano, però l'unica mano che mettono è quella al telefonino. Voi che siete artigiani dovreste fargli toccare il cacciavite dalla parte giusta, no? È quello il nostro proprio compito, in maniera da fargli fare qualche esperienza proprio di tatto, e quindi sicuramente metteremo, al di là di qualche cacciavite, ma magari metteremo qualche bullone magari da avvitare, che magari speriamo che gli insegniamo che si avviti del senso giusto. Allora ringrazio e saluto anche Undina Giacomin, Presidente Associazione ABBAV. Allora Presidente, spieghiamo chi è Undina Giacomin, chi è questa associazione e cosa fa, prego. Buongiorno Mirella. Allora, ABBAV è un'associazione di categoria che si occupa di turismo. È nata nel 2000 con il primo giubileo, quando il Papa Wojtyla ha detto aprite le vostre case ai pellegrini, e così è nata, diciamo, la locazione turistica, ma soprattutto l'implemento dell'extra alberghiero a livello nazionale. Che cosa fa ABBAV? ABBAV aiuta le persone che desiderano entrare nel mondo del turismo, sia in maniera per diciamo integrazione al reddito, per cui solo col codice fiscale, ma anche con la partita IVA. ABBAV cosa fa? Aiuta le persone a fare questo
lavoro, perché di fatto a tutti gli effetti è un lavoro, in maniera professionale. Ondina, Presidente, però c'è qualcosa che non torna, sono molti albergatori arrabbiati, ecco, c'è molto lavoro nero sommerso che non si riesce a capire. Cioè, cosa bisognerebbe fare? Perché questo paese è senza controllo da tutte le parti. La motivazione è sempre: non abbiamo i numeri, non abbiamo i soldi da investire per questo, ma io invece penso che il turismo, l'agricoltura, i nostri prodotti, i nostri artigiani sono quelli che salveranno il paese. Di sicuro non li salveranno le multinazionali, di sicuro non li salveranno i VIP che arrivano diverse volte o poche volte all'anno, ma sarà la popolazione italiana con questa meravigliosa creatività che ha nel DNA, perché questo è quello che abbiamo, a salvare il paese. Cosa ne pensi, Tiziano Spigariolo? Ma l'augurio e il messaggio che da sempre cerco di portare è solo che una volta ci sono interruzioni per un aspetto, un'altra volta ci sono ritardi dovuti ad altro. Qui non si riesce a capire se davvero si vuole fare oppure si vuole, come diceva quel famoso passo del Gattopardo, cambiare tutto perché non cambia assolutamente niente. Forse a qualcuno serve che non cambi assolutamente niente. Di sicuro alla gente no. E io vorrei ricordare una cosa, che comunque si chiamino o si sono chiamate le parti dirigenti di questo Paese, sono sempre una netta minoranza. La grande maggioranza è la popolazione e per la popolazione si dovrebbe lavorare, anche perché è uno dei dettami della Costituzione la rappresentanza. Però poi il controllo, la verifica di quanto eccetera eccetera dovrebbe spettare al popolo e il popolo dovrebbe svegliarsi. Molto chiaro. Allora sentiamo anche cosa ne pensa Alessandro Tonnetto. Abbiamo parlato di sicurezza, Alessandro Tonnetto, però mi sembra, prego. Niente, è caduto Alessandro Tonnetto, però mi sembra, e qua allora andiamo da Ondina Giacomì, Presidente ABBAV, la sicurezza anche quando arriva questo turista, perché la sicurezza bisogna vederla a 360 gradi, questo turista poi che ama vedere i nostri artigiani, i nostri prodotti, ecco, li adora, perché io penso, non per vantarci, ma come si mangia in Italia non si mangia in nessun altro paese. Io sono convinta che abbiamo i migliori formaggi del mondo, sono convinta, io poi non lo so, sentiremo anche Tiziano, poi abbiamo questi prodotti, pensiamo solo alla Sicilia, cosa riesce a produrre, noi non vediamo mai questi prodotti, andiamo a prenderli in Spagna, in Bulgaria, dappertutto, fuorché i nostri prodotti, ma sono pochi e non arrivano, no, sono pochi e vanno dove qualcuno sa dove mandarli, ma noi non li vediamo. Allora, cosa chiede il turista? Oltre a trovare un alloggio degno con un prezzo adeguato, perché parliamo ad esempio di città storiche con dei prezzi incredibilmente alti, ecco che arriva questo, giustamente come spiegava Ondina, questo aiuto al turista nel trovare queste locazioni ma serie e controllate. Prego Ondina Giacomì. Allora, volevo intanto dare due dati, perché come sa Mirella io di solito vengo e porto dei dati. Allora, intanto il turismo a livello europeo fa un più 4,9%. In Italia invece fa un po' meno, perché il 2025, voglio dire, e soprattutto a livello nazionale fa un meno 0,4%. Però noi qui nel Veneto, Venezia, centro storico, di sicuro fa un meno 20, meno 30%.
Questo perché? Perché c'è stata la morte del Papa, l'investitura di quello nuovo, abbiamo avuto una biennale di architettura che non porta molto turismo, Trump che ha messo la sua e 2 guerre, per cui adesso ci aspettiamo che il 2026, voglio dire, ci porti delle novità. Per quanto riguarda sommerso o non sommerso, anche qui c'è una cosa da dire che magari pochi conoscono. Io credo che l'unica azienda in Italia dove non ci sia il sommerso sia il turismo. Perché è molto semplice, poi chiesto anche dalla nostra associazione e le altre associazioni di categoria, il ministro Santanchè, che sta lavorando molto bene per il turismo, magari la gente questo non lo sa perché poi vede, insomma, oppure i media dicono quello che vogliono che noi sappiamo. Invece il ministro Santanchè sta facendo un ottimo lavoro, vedi quello del CIN. Oggi tutte le strutture ricettive e non, tipo le locazioni turistiche, devono dotarsi di un CIN. Le OTA, che sono le piattaforme di prenotazione, per poter inserire una struttura deve chiedere il CIN all'utente, altrimenti non si può pubblicizzare e vendere le proprie camere o il proprio appartamento. Per cui diciamo che il nero o il sommerso nel nostro campo è praticamente possiamo quasi paragonarlo a zero, poi il furbetto purtroppo ci sarà sempre. Il fatturato stimato nel 2025, anzi più che stimato certo per il primo semestre, siamo a 35 miliardi, per cui voi capite che ormai il turismo è una delle aziende più importanti per lo Stato italiano. Ondina, cosa chiede il turista quando arriva, quando vi contatta? Allora, intanto da noi vengono nella maggior parte dei casi le famiglie, no? Per cui perché va l'appartamentino? Perché l'appartamento per la gestione della famiglia è molto più adatto, perché i bambini magari vogliono un pranzo o una cena diversa e soprattutto anche per una questione di costi, no? Il turista oggi non chiede più vado a fare il giretto a Venezia, il turista vuole un percorso esperienziale. Anche a Venezia chiedono per esempio di avere un tour da fare per vedere più cose possibili, chiedono di conoscere i famosi baccari, no? Che cos'è l'ombra, che cos'è il cicchetto a Sardegna Saoro, per cui voglio dire tutto quello che è la parte enogastronomica che prima lei citava, ma non solo. Ieri un nostro socio che si occupa anche di musica dice che lui ha prenotazioni per tutto l'anno e anche il prossimo per tutti gli spettacoli di musica classica che lui fa a Venezia. Ma non parliamo solo di Venezia, per esempio abbiamo le strutture che aprono dove ci sono le piste ciclabili, no? I percorsi, per cui la struttura che noi andremo ad aprire dovrà avere delle caratteristiche precise per soddisfare le esigenze dei ciclisti. Abbiamo le strutture che aprono per esempio dove ci sono le fiction, no? Oggi abbiamo questo tipo di turismo che vanno a vedere la casa dove si sono girati i film di Montalbano. Abbiamo il turista enogastronomico perché si fanno tutte quante le cantine dove vanno a degustare i vini. Abbiamo il turista che vuole andare a Venezia ma che vuole fare il suo pezzo di vetro con il maestro vetraio. Per cui oggi, soprattutto il nostro, è un turista che vuole fare un'esperienza, cioè vuole vivere il turismo, la vacanza che si è organizzato in maniera molto più incisiva. Presidente Associazione ABBA, per quello che ha raccontato, ecco questo sommerso che non conoscevamo, che è questo turista che arriva in maniera diversa da come arrivava una volta. Arrivo con la famiglia ma voglio essere integrato in quello che voglio e sono venuto a vedere. Grazie veramente a Ondina Giacomini. Allora sentiamo invece come ci saluta Tiziano Spigariò. Ricordiamo lunedì 13 ottobre ore 11 presso Sala Guadagni, Palazzo Rinaldi. Questo è il pesce d'acqua dolce nel Trevigiano. Ecco, come vuoi salutarci? Ecco, questi artigiani li hai sentiti, il mondo dell'artigianato molto sommerso, ormai è sempre più sommerso. Speriamo che qualcuno riesca a uscire e rimanere a galla.
Allora, l'augurio è che per questi turisti che ci sia ancora qualche artigiano in vita, non solo per gli anni, ma soprattutto per la possibilità di continuare la sua attività. La vedo dura per questi turisti fare questi tipi di esperienze, perché, come si diceva prima in trasmissione, per la mancanza dei medici, nessuno ha programmato, nessuno ha pensato a determinate possibili situazioni. Io vi auguro tanto bene e felicità, ma pensateci anche da soli. Ciao Veneti. Grazie a Tiziano Spigariol, cultore delle tradizioni a Congrega del Tabaro. Grazie ancora a Ondina Giacomin, presidente associazione ABBAV. Grazie anche a Alessandro Tonetto, fondazione SADA, è caduta la linea ma era in macchina come avete visto. Grazie, pubblicità. Ho 18 anni e faccio questo anche perché appunto questa associazione del controllo del vicinato è stata appunto creata perché queste cose che sono successe ai miei genitori non succedono più. Parte anche a Gorgo al Monticano il controllo del vicinato, lo strumento di prevenzione che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in un determinato paese o quartiere e la collaborazione con le forze di polizia. A coordinare il gruppo è il consigliere di maggioranza Daniele Pellicciardi, un incarico non casuale ad una persona che dall'agosto del 2007 ha fatto della sicurezza una ragione di vita dopo la terribile tragedia che ha colpito la sua famiglia quando una banda di 3 criminali uccise i suoi genitori Guido e Lucia 18 anni fa. Noi siamo convinti che non fare niente, comunque aspettare che gli altri facciano qualcosa, è il metodo sbagliato. Bisogna mettersi in gioco e il sindaco Firmino Vettori ha voluto fortemente questa cosa e ha voluto che sia io a cominciare. Il 12 giugno alle 20:30 in municipio a Gorgo l'incontro con la cittadinanza per spiegare come funziona il controllo di vicinato. Io ho lavorato parecchi anni nella sicurezza, ho sempre fatto la guardia giurata per tanti anni e ho sempre pensato che la gente ha bisogno di essere sicuri in casa propria e questo è una piccola cosa che può servire, insomma, tanti occhi sono come delle telecamere. L'auspicio è che in tanti aderiscano al progetto. Pellicciardi ci crede ed è deciso a metterci tutto l'impegno con il ricordo sempre rivolto a mamma Lucia e papà Guido. È quello che mi fa andare avanti. La mia famiglia e il ricordo dei miei genitori che insomma sono passati 18 anni, però sono sempre lì che mi aiutano. Allora, oltre alle tragedie delle guerre, alla tragedia del Vajont che abbiamo ricordato, io sono molto contenta e devo dire grazie a Pellicciardi, a Daniele Pellicciardi, perché oggi ricorderemo anche Guido e Lucia. È giusto ricordare perché la storia è storia. Sempre. È stato un caso che ha fatto sì che l'opinione pubblica si sollevasse, che dicesse non è possibile a entrare nelle case, massacrare le persone e poi magari anche questi criminali, come ha chiamato la nostra giornalista Marta Marangon, chiamato criminali. Poi qualcuno ha chiesto anche risarcimento, quasi quasi voleva anche il risarcimento. Quasi quasi. Capite che non ci siamo proprio, ma non ci siamo perché io continuamente, Daniele Pellicciardi, tutte le mattine mando dei video dei servizi che fanno i nostri giornalisti e nelle quali tutti quanti, soprattutto nei furti, dicono in casa mia ho paura e soprattutto non c'è la legittima difesa, già vedere da quella angolazione, come la interpreti, cosa puoi fare, chiama le forze dell'ordine ma intanto che arrivano mi massacrano, come posso difendermi, come faccio a sapere alle 3 del mattino se mi trovo 3 incappucciati, come mi devo muovere, come mi devo comportare, ho la pistola, io dico sparo.
C'è una pista perché ho bambini. La legittima dovrebbe essere sempre... riesco a memorizzare proprio a programmare come mi devo comportare. Sono spaventi terribili che ti fanno andare fuori di testa, che non riesci a controllare. Io l'ho provato, io ho subito da 7 ragazzini un'aggressione coi coltelli e io mi sono difesa. Ho sbagliato, è vero, ma in quel momento io non ragionavo, cioè no. E non è possibile, dovrebbero essere miei figli, i miei nipoti, guarda cosa mi stanno facendo, e mi è andata bene perché il coltello mi ha sfiorato, mi ha tagliato il braccio e sono caduta perché mi ero messa davanti alla porta. Cioè non è in quel momento che tu ragioni come mi devo difendere, cioè ti difendi con quello che hai, con quello che trovi. Ecco, questo controllo del vicinato, una persona che ha vissuto nella propria pelle cosa vuol dire non essere sicuri nella propria casa, dalla sera alla mattina sparire la tua quotidianità, i tuoi cari, non vederli più, per delle persone che veramente li hanno devastati, irriconoscibili da tanta violenza, che scusami Daniele, ma bisogna anche dire, perché bisogna anche cambiare le regole del gioco. Prego Daniele Pellizzardi e grazie ancora. Prego. Allora, il controllo del vicinato, niente, praticamente è un paese, non può avere tantissime telecamere per vedere quello che succede. Anche le telecamere non c'è una visione diretta di quello che succede, per cui non è una prevenzione, le telecamere non sono una prevenzione, le telecamere sono da vedere un dopo il fatto. Il controllo del vicinato invece sono queste famiglie che aderiscono a questo progetto e praticamente sono delle telecamere dislocate in tutto il paese. Più telecamere ci sono e più c'è visione di quello che succede. La persona che vive nell'abitazione vede quello che sta succedendo dall'altra parte della propria abitazione, diciamo, del proprio recinto, e non fa altro che fare un messaggio e dire ho visto questo e questo. Poi ci sarà un coordinatore, io sono referente, ci sono 3 coordinatori, uno per ogni frazione, Gorgo, Navolè e Cavalier, e questi coordinatori prenderanno la decisione su cosa fare. Se arriva un messaggio un po' ambiguo, mi contattano, mi dicono cosa facciamo, chiamiamo, se è il caso si avvisano le forze dell'ordine. È ovvio che se c'è in quel momento un fatto grave che sta succedendo al momento, chi vede è autorizzato a chiamare direttamente le forze dell'ordine. Sono delle piccole telecamere messe. Allora, io ho ricevuto delle telefonate, Daniele Pellizzardi, di persone che hanno detto ma io pago le tasse e le pago sempre, non è che mi siano diminuite perché non c'è personale, perché non c'è l'investimento su tante telecamere che potrebbero anche servire. Io mi devo arrangiare e questo cittadino si rimbocca le maniche e comincia a fare quello che dovrebbe fare il governo, non lo Stato, e lo Stato siamo noi. Il governo è un'altra cosa, però questo governo che nonostante le leggi che abbiamo vengono applicate in maniera soggettiva o non vengono addirittura applicate. La Costituzione è molto chiara, però dal dire e il fare c'è di mezzo il mare. E questo cittadino che deve continuamente proteggersi. Però se si protegge troppo, può essere anche un cittadino che fa controllo del vicinato, deve stare attento. Perché la legittima difesa è una cosa strana in Italia. Quasi quasi non devo difendermi, devo rimanere impassibile, devo chiamare le forze dell'ordine che non ci sono, che sono lontane, che arriveranno chissà quando. Professore, ma questo ti fa andare fuori di testa, cioè questo cittadino che continua, i genitori che devono fare squadra per curare le malattie rare perché nessuno dice niente, cioè ma cosa sta succedendo nel nostro paese, professore? E questi messaggi, ragazzi, che ce ne sono tanti di bravi invece che arrivano, prego. Per quanto riguarda il caso che stiamo affrontando, stavo pensando a quello che mi raccontava mia madre, che ha 90 anni. Mia madre è di Venezia e diceva che quando era ragazza, anche 18-20 anni, se ne andava in giro per le calli di Venezia, che erano buie ovviamente, probabilmente anche più di adesso, e non ha mai pensato di correre un pericolo. Non le è mai successo niente, non ha mai sentito, anche dalle amiche, mai nulla di particolare, non si è mai posto neanche il problema, a dire la verità. Ecco, credo che quindi veramente il clima è cambiato, è evoluto in maniera negativa. Però bisogna tenere conto di una cosa,
Purtroppo è vero che è aumentata la delinquenza, è vero anche che è aumentata la libertà, cioè quel senso di poter fare di più. Sostanzialmente è diminuito enormemente anche l'autocontrollo da parte dei giovani. Ci sono bravi ragazzi, ma è anche vero che ci sono tanti ragazzi che si prendono la libertà di fare cose veramente maleducate, se non addirittura violente. Quindi viviamo in una società in cui tutti possono fare tutto e questi ragazzi non sono controllati, ma bisogna insegnare ai ragazzi che non possono ovviamente avere un carabiniere accanto che li limiti, devono avere il limite dentro di loro. Stiamo veramente dimenticando di insegnare, di inserire dentro di loro l'autocontrollo, che è fondamentale. Sento che alcuni addirittura propongono il servizio militare per i ragazzi, vabbè, ma la cosa fondamentale è insegnare, tornare a insegnare ai ragazzi a controllarsi e mi permetto di dire in particolare i maschi. Bravo. Perché sono indubbiamente quelli più aggressivi, sarà anche per natura, quello che vogliamo, ma i vostri figli vanno aiutati a controllare le loro emozioni. Allora io vorrei che lei vedesse questo servizio che ha fatto rabbrividire veramente, come dice lei, ci sono persone che pensano di fare quello che vogliono, fare tutto, è sempre contro le fragilità, con chi non si può difendere, questo è il grande dramma, che può essere anche un animale. Andiamo a vedere cosa hanno fatto questo povero gattino. Hanno disegnato una croce anticristo con il suo sangue. Un gesto estremo come questo è inaccettabile perché non riesco ad accettare, non entra, non lo accetto. È una storia inquietante quella denunciata da Giuseppina Sciacca, residente nel quartiere Santa Bona a Treviso. Giuseppina non riesce a darsi pace e vuole solo sapere cosa sia capitato a Babro, il suo gattino di 16 mesi, ritrovato morto dopo una misteriosa sparizione avvenuta venerdì 22 agosto. Lei ha denunciato il fatto alla polizia, ha fatto fare un'autopsia sul corpo del povero gattino e anche assunto un legale perché troppe cose non tornano in questa vicenda. Dovevamo uscire per una passeggiata con il trasportino e il passeggino e Bablo è rimasto per 1 minuto 60 secondi proprio cronometrati perché dovevo portare su Nala, il cane, e quando sono tornata giù nell'androne chiuso il gatto non c'era, il micio non c'era più e soprattutto... Allora, professor Fort, ecco, prima abbiamo ricordato questi 2 coniugi di una violenza incredibile. Ecco, persone che non riuscivano a difendersi, questo gattino che non si poteva difendere in mano a questi criminali. Siamo là, la violenza non ha uguali e non ha età, a mio avviso, non ha età la violenza. Purtroppo. Ma soprattutto cosa si può fare? Ecco, la legge deve far pagare chi sbaglia, la certezza della pena che non c'è per i sardi non arriva, tutti la promettono ma non ce l'abbiamo, questa certezza della pena di chi sbaglia, perché poi se hai un bravissimo avvocato da colpevole riesci ad arrivare anche innocente, se poi riesci ad avere anche tanti soldi arrivi e dove veramente non fai neanche più un giorno di galera, basta aver soldi. In Italia purtroppo funziona così. Che messaggio vuole dare ai giovani, professore? Questa scuola, lavoro che anche là fa fatica, invece sono regole ben precise, fatica, sudore, impegno, prego. La prima cosa che si deve insegnare a una persona e a un giovane rispetto a una regola in generale è a rispettare le regole. Nella nostra epoca si sta insegnando a, vabbè, non è così importante, a ignorare, ad aggirare questa cosa. Alcune settimane fa ero in un bosco, che è un parco, in cui c'era il divieto di passare con le mountain bike. C'era il cartello, c'erano 2 ragazzi che si sono messi a correre, gliel'ho detto, ho detto ragazzi, guardate che è vietato. Mi hanno risposto, ma non c'è nessuno che controlla. Ecco, allora, questo significa che stiamo andando, ripeto quanto ho detto prima, verso una cultura in cui si può fare tutto. Ecco, per esempio, quello che abbiamo visto
su questo gattino e anche sui suoi genitori, una violenza obiettivamente inutile. Cioè, che senso aveva avuto uccidere 2 persone? Era sufficiente, in maniera brutale, fare molto meno, insomma. Questa violenza, questa aggressività di questi ragazzi è incontenibile, ma la vediamo anche noi all'interno delle classi, in cui io mi ricordo quando ero alle superiori, durante le lezioni, c'era il silenzio. C'erano rumorine o qualche rumorino, ma non c'era niente di particolare. Adesso c'è sempre un brusio costante, che è il minimo. E ogni volta dobbiamo ritornare a zittire i ragazzi, a tranquillizzarli, a fermarli, perché loro sono abituati a non fermarsi. Ecco, questo è, io ripeto, questo è il problema. Adesso immaginiamo questo moltiplicato per le situazioni di gruppi di ragazzi che vanno nei supermercati a fare a gara chi ruba di più. Oppure immaginiamo questi ragazzi, sotto l'effetto ovviamente di droghe, alcol, eccetera, cosa combinano nelle varie situazioni. Anche qui abbiamo mitizzato il ruolo delle droghe, la droga è la cosa più bella per i ragazzi, lo spinello è una specie di dio, l'alcol, ma non è assolutamente vero. E quando chiedono a me, ma lei ha mai provato a drogarsi? Io rispondo no. Sono arrivato a 62 anni senza drogarmi e senza fumare nulla. E tra l'altro voglio far notare che io vengo da Marghera, dove negli anni 70 c'erano gli zombie, prima ancora che noi li vedessimo nei film, c'erano là. Eroina? Sì, erano là. Quindi alcuni ragazzi di allora sono miei coetanei, insomma. Ecco, adesso invece c'è la liberalizzazione, ma perché? Perché c'è la moda della droga, dell'alcol, eccetera? Per essere ancora più liberi, per perdere ancora di più l'autocontrollo. E quindi abbiamo a che fare con ragazzini anche di 14-15 anni, attenzione, che sono violenti, liberi, li troviamo per strada. Ho visto l'altro giorno proprio un servizio in cui c'era un signore che camminava per strada, alla sera, tranquillo. A un certo punto è arrivato uno in bicicletta e gli ha tirato un pugno e è scappato via. Ma che senso ha? E infatti qua volevo, Daniele Pellicciardi, questo cittadino che cerca di fare un po' la sentinella, diciamo, però la paura è che arrivi qualcuno fuori di testa. Andiamo a vedere quella ragazza che andava a fare una passeggiata, una corsetta, è arrivato uno, mai visto, mai conosciuto, pugnalata. Così. Cioè non è che, come dice il professore, che ringrazio per quello che ha detto, che dobbiamo stare molto attenti, perché io ho più paura di questi ragazzini che del criminale. Cioè, perché questi non sanno usare le armi, loro le usano. Cioè la coltellata arriva dove arriva, se sono fortunato me la cavo, ma questo non sa neanche usare il coltello. A me fanno paura questi ragazzi, sono pochi, però si sentono degli eroi. Certo. Siamo noi che abbiamo paura dei carabinieri, delle forze dell'ordine, degli amministratori, ma chi se ne frega. Io ho parlato con dei ragazzini l'altro giorno, i famosi Maranza, no? Sì. Gli ho detto, sapete ragazzi che, tanto non li ho spaventati, professore, perché li ho abbracciati subito, non mi conoscevano, ho detto, questa è matta, tutti scansano, questa viene qua e mi abbraccia. Ed è stata la prima cosa che ho fatto. E poi ho detto, sapete che le vostre nonne hanno paura di uscire da casa perché hanno paura di incontrarvi e che voi fate qualcosa. E sa cosa è stata la risposta? Allora bisogna picchiarle davvero. E io l'ho letta però in maniera diversa, nel senso che loro in qualche maniera mi hanno detto non siamo così, non è vero che siamo così cattivi. È il messaggio che loro stanno dando che non viene letto nella maniera giusta, perché non sono ascoltati. Se questo sbaglia, questo è vero, deve pagare, ma io non posso sentirmi un giudice e dico facciamo fare sport a questi ragazzini, perché io ce li ho alla borsa della spesa, la nonnina a portare a spasso, io non vedo risultati, anzi non so neanche dov'è la nonnina e dov'è lui delle volte, o la borsa se la dà o non la dà, e mi dice non si può mica obbligare un minore a fare sport. No, scusi, ho detto scusi, ho sbagliato stanza e sono uscita, perché forse veramente avevo sbagliato. Capisce che questi ragazzi sanno queste cose, però non sanno che a 18 anni loro le pagheranno tutte, perché 1 + 1 + 1 poi alla fine tu pagherai.
Però prima di arrivare ai 18 anni, cosa farà questo ragazzino, ecco, che è sopra le righe per la droga, che si trova a valanghe dappertutto, cioè non so, l'alcol non ne parliamo, e poi magari Pellicciardi, poveretto, fa la sentinella, questo arriva sbaglia in bicicletta, che danno a corteare, dice, me ho sbagliato, non so, ero fuori di testa. Cioè, capisce Pellicciardi che comincia a aver paura di questi pochi che stanno mettendo a repentaglio la vita di molti, perché nessuno ha il coraggio di fermarli, perché dividi e ti imperi, la politica va avanti. Daniele Pellicciardi. Allora, diciamo che per fortuna la mia realtà, nel nostro paese, insomma, dove viviamo, queste cose per fortuna non succedono. Questo purtroppo succede nelle città grandi. E come dicevi tu, appunto, lo sport, occupare la gente. Perché secondo me c'è poca occupazione, cioè si occupano di poco questi giovani. E dovrebbero, come dici tu, fare sport, calcio, tennis, pallacanestro, qualsiasi sport, in maniera di tenere occupato il giovane a fare. Lo sport insegna disciplina, insegna quali sono le cose da fare e quelle cose che non sono da fare. E purtroppo questo manca, forse non c'è la voglia di fare sport, non c'è la voglia di tenere occupati questi ragazzi, e sono in giro, si vai a Treviso, li vedi che bivaccano, e dopo diciamo che ci sono anche delle leggi dove su certi paesi, su certe città c'è una normativa dove il bivacco è vietato, poi bisogna vedere chi lo attua e chi no, quali comuni lo attuano e quali no. Sì, però c'è anche sempre il problema della legittima difesa. Ma la legittima difesa è sempre legittima. Nella mia idea, che la legittima difesa in casa propria è sempre, comunque, legittima. Professor Forte, che succeda quello che succeda dopo, comunque io in casa mia mi devo difendere. In qualsiasi modo. Ecco, questo ragazzo invece, questi ragazzini, è possibile che i genitori non riescano a capire che puoi vedere tuo figlio ha le scarpe che costano tanto, come fa, ha la tuta che costa tanto, come fa. Questo non voler vedere che il tuo figlio sta sbagliando, perché metti in gioco anche la tua reputazione, il tuo modo di vivere. Non è detto che... Aspetti che le dico, è il sindaco che mi dice, che fa vedere al genitore la foto, il video del figlio che sta veramente commettendo una cosa brutta, e mi diceva, mica mio figlio quello. Come non è tuo figlio? Paese. Non l'ha riconosciuto. Non città, paesetto. Come non è tuo figlio? Guardalo, cioè siamo su un paese. No, non è mica mio figlio. Come fai a dire che è mio figlio? Cioè, nonostante il sindaco qui dove era seduto lei, difendere l'indifendibile. Certo. Ecco, cosa diciamo a questi genitori? Perché sono quei pochi che fanno del male poi a tutta la comunità. Ecco, qui vediamo il problema dall'altra parte, cioè un discorso di educazione. I genitori sono sempre più assenti. Questo lo vediamo anche a livello scolastico, vediamo che molti genitori si accontentano dei voti sufficienti e basta, come se un ragazzo fosse un voto, un numero e basta. Purtroppo i genitori sono spesso assenti, perché, non so, per lavoro. Ecco, però forse credo che molti genitori non si rendano conto che avere un figlio, fare un figlio, è facile, il problema è educarlo. Un figlio va educato e seguito sempre, non fino a un certo punto. Io posso dire un vicino che per esempio ha la passione del cane, però il problema è che il cane devi seguirlo, non puoi prendere il cane e lasciarlo in giardino, perché continuano a abbaiare e a far confusione continuamente. Ecco, per un cane, figuriamoci per un figlio o una figlia, vanno seguiti. Quindi se un genitore non ha intenzione di seguire un figlio, è meglio che non lo faccia. E un figlio va seguito, amato, frequentato, perché il genitore deve fare delle cose con il figlio. In questo modo il figlio imparerà a fare delle cose. Ecco, questo è fondamentale, perché in questo modo il figlio si rende conto anche delle cose da fare, delle regole, del rispetto. Altrimenti veramente abbiamo a che fare con ragazzi che corrono qua e là. Maurizio da Consalve, veloce Maurizio, vai. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io devo dire soltanto una cosa con questo discorso dei ragazzi. Cioè, è inutile che sento tante belle parole, li dobbiamo mettere di qua, li dobbiamo mettere di là e tutto quanto. Questi ragazzi sono dei criminali
vanno chiamati col proprio nome e non si raddrizzano più. Mi dispiace per voi che siete gente che cercate in tutte le maniere di metterli nello sport e tutto quanto. Questi non vengono più raddrizzati, mi dispiace dirvelo. Questo è il discorso, o si raddrizzano da bambini, come ho sempre detto, un albero quando è piccolo si raddrizza, adesso non si raddrizza più, punto e fine. Questo è il discorso che sto dicendo e che ascolto sempre anche per la strada. La gente ormai ne ha le palle piene di questi ragazzi che vanno in giro a fare disgrazie. Prima o poi qualcuno ci lascerà la pelle. Ecco, questo è il discorso, ok? Ecco, questi grazie ragazzi Maurizio, qua... grazie, molto chiaro, devo correre, purtroppo sono in chiusura. Allora, Pellicciardi, cosa vogliamo dire? Questi cittadini sempre di più che cercano anche di proteggersi, perché poi quando entrano ti devastano la casa, non c'è niente da fare e se ti va bene anche rischi la pelle. Prego, se ti va male. Diciamo che questo progetto non è la soluzione, però è un qualcosa in più piuttosto che non guardare al di là del proprio giardino. Insomma, bisogna tornare come una volta. Una volta c'erano queste signore fuori dalle case che facevano il tam tam di voci, di pettegolezzi, però le cose andavano bene. Al momento, adesso invece, questo non esiste più, questo gruppo WhatsApp, diciamo, è un modo per ritornare come una volta, di fare gruppo. E la persona che comunque è all'interno del gruppo, secondo me, secondo la mia idea e secondo anche l'idea di questo progetto, si sente sicura. Perché sa che c'è qualcuno, nel momento in cui fa il messaggio, vede qualcosa che non va, fa il messaggio, altra gente lo vede. Per cui si sente già che altri condividono questa sua... Più protetta. Questa è la mia idea. Allora, grazie. Professor Fort, scuola, lavoro. Ecco, l'educazione civica fatta all'esterno della scuola, andando nelle aziende, nel mondo del volontariato, perché non ci siamo proprio, noi non abbiamo giovani nel mondo del volontariato, non ci conoscono. E soprattutto non li intrighiamo abbastanza. Forse li intrigheremo nel momento che toccano con mano quella che è la realtà, anche la realtà del lavoro. Prego. Sì, bisogna insegnare ai ragazzi con l'esempio, non con le parole, ad avere la sensibilità nei confronti delle persone. Ecco perché anche prima si diceva che manca il rispetto. Ecco, la sensibilità e quindi anche il volontariato si potrebbe diffondere fra i giovani avvicinandoli ulteriormente a un sentore, a un sentire le persone, quindi non pensare solo al divertimento e a far casino, perché sembra quasi che la loro giornata sia questo, fare confusione, divertirsi, ridere, viva, ridere. Ecco, insegniamo, e qua dobbiamo appunto insegnare loro a tener conto delle persone. Penso che se riuscissimo a migliorare la loro sensibilità, non soltanto li avvicineremo al volontariato, ma probabilmente riusciremo a diminuire questi ragazzi di cui si parlava prima, perché questi ragazzi che fanno queste cose assurde, che spesso non hanno alcun senso in città, rovinano, rompono, eccetera, perché non hanno la sensibilità, non sentono le persone, non come la signora, loro possono aggredire la signora anziana o il portatore di handicap. Bisogna insegnar loro non il concetto di rispetto come fosse chissà che cosa, ma la sensibilità. Dobbiamo insegnar loro la sensibilità. E per quanto riguarda l'intervento telefonico di prima, e qua abbiamo due alternative, cioè o li fuciliamo e quindi risolviamo il problema, e vabbè, a questo punto cercheremo di selezionare dei plotoni di esecuzione. L'alternativa oppure l'alternativa è tentare di recuperare quello che c'è, riattivando quello che o attivando, insegnando quello che i genitori non hanno trasmesso loro. Non ci sono alternative. Credo che non vi siano grandi alternative a queste due possibilità. Allora, Daniele Pellicciardi, se adesso Guido e Lucia la sentissero, questi due genitori che hanno cercato invece di insegnare i valori, il rispetto, questi erano, li abbiamo visti,
Ecco, la mancanza, scusi se te lo dico Daniele, ma bisogna ricordarle queste figure, perché erano di bravi genitori che davano anche un contributo alla società, facevano i guardiani in una casa per mettere in sicurezza la casa. A proposito di sicurezza, cosa vorresti dire a Guido e a Lucia? Ecco, l'insegnamento che continui a portare avanti anche con i tuoi figli, con quello che hai ricevuto, perché là la semina. Ma se io non ho la semina, cosa divento? Prego. Bene, non ci sono molte cose da dire. Grazie. Grazie dei valori che hanno insegnato a me e che io ho insegnato ai miei figli e che sto cercando di divulgare anche ad altre persone, insomma, di quello che mi hanno insegnato. Dottor Fort, si può veramente dimenticare il dolore? Si può dimenticare un trauma? Io sono convinta di no. Cioè, nell'angolino c'è sempre. Certo. E specialmente nella tua solitudine, nella tua disperazione a volte, forse è l'angolino che ti salva, perché vai a ricordare quello che hai avuto e che non hai più. Prego, dottore. Io penso che un trauma, un evento che ti ha colpito molto rimarrà per sempre con te, è inevitabile. Io quando avevo 6 anni, mio fratello si è ammalato di leucemia ed è sparito. E io mi ricordo ancora l'ultima volta in cui stava male, era sul letto dei miei ed è stato portato via dai medici, insomma. Io non l'ho più visto da allora. Tutto questo sicuramente ha influito poi sulla mia vita, sulle mie idee. Non posso escludere di aver anche studiato psicologia proprio anche per risolvere, affrontare questo trauma. Però credo che mi abbia anche insegnato una cosa, cioè appunto ad avere una certa attenzione nei confronti degli altri e la consapevolezza che dopo tutto, quando si è in giro per strada con chiunque, veramente ogni persona sta lottando con le sue paure, combatte le sue battaglie, insomma. Anche il delinquente, anche quei ragazzini che si diceva prima nella possibilità di fucilarli, anche quelli hanno sicuramente dei problemi. Questo non vuol dire creare una società iperbuonista di perdono, no, ma di rieducazione e dunque di recupero, perché altrimenti appunto abbiamo l'alternativa della fucilazione, insomma. Ma anche perché sono ragazzini, io sono dell'idea che possono essere recuperati, sono delle piantine ancora che devono crescere, fino a 20 anni si cresce, non c'è niente, questo si dice, la ricerca e la scienza dicono questo. Il problema è chi vuole mettersi in gioco. Io mi ricordo sempre queste parole, loro lo sanno che ascoltano a casa, di quell'insegnante che ha detto: noi tutte le mattine saliamo sul Monte Bianco e vediamo chi abbiamo quando entriamo in classe. Il problema è vedere chi di noi ha voglia di scendere e di mettersi in gioco. E purtroppo molti miei colleghi hanno paura di fare questo. Ecco, regna la paura ovunque. Noi siamo, lei dice, mia mamma girava, adesso abbiamo paura di tutto, il colore della pelle, il ragazzino terribile, e non usciamo più di casa. Ma è possibile questo? Mi domando, è mai possibile avere tutta questa paura? Oppure c'è qualcuno che arde, mette sempre del fuoco sotto perché la paura diventi sempre più grande? Ma questo non è da escludere, quando succede un qualche cosa fa sempre comodo a qualcuno. Ecco, io consiglio sempre a tutti però, e anche ai genitori, agli educatori, anche ai ragazzini, di dare spazio alla propria personalità. Perché a proposito di questi gruppetti, questi maranza che vengono adesso alla moda, la nuova parola, che bello, in realtà si sa benissimo che ogni individuo all'interno di un gruppo modifica il proprio comportamento, è uno dei principi della psicologia questo. Quindi se in effetti presi separatamente tornano ad essere quello che sono, insomma. Ragazzini, e questo non bisogna dimenticarlo. Grazie veramente, grazie a Daniele Pellicciardi, Sicurezza Controllo Vicinato, grazie al professor Alessandro Fort, psicologo, docente e formatore. Noi speriamo bene, ce la mettiamo tutta con pillole di saggezza. Ecco, la politica forse dovrebbe ascoltare di più tutti quanti. Questo sì. E tante pillole forse riusciranno a centrare l'obiettivo di metterci in sicurezza. Grazie, andiamo a vedere l'assegno, il vostro assegno di Mirella. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Riese Pio X e stiamo per incontrare Marcella, che voi avete conosciuto perché giovedì è venuta in trasmissione. Entriamo. Eccoci
qua, permesso. Ciao Marcellina, ciao cara, ciao. Eccoci qua in cucina. Allora, questo è la borsa, diciamo borsa, lo scatolone della spesa. Ho cercato di farti una bella spesa, Marcella. Allora Marcella, eccoci qua. Allora, tu sei venuta giovedì in trasmissione e hai fatto capire che hai avuto dei problemi perché dalla nascita ti manca un pezzo di braccio. Sì. Cosa è successo nella tua vita? E nel 66, quando sono nata io, è andato il boom di tanti bambini che purtroppo hanno avuto anche cose peggiori di me. Tu hai una piccola pensione di quanto? 278-298 euro al mese. Questo è quello che faccio tutte le volte che io esco di casa perché non sono stata abituata dai miei genitori a uscire senza. Si vergognavano? Sì. Ma dai? Sì, mia mamma ha tentato il suicidio quando sono nata io, da buttarsi dal quinto piano dell'ospedale di Alessandria. Però non le ho mai dato una colpa, però non so neanche sinceramente cosa potergli dire. Mi ha tenuta e sono qua. Cosa deve avere uno per avere un minimo di pensione dignitosa? Cioè, più di così io non so, veramente. Io mi domando cosa hanno fatto. Questo è quello che mi hanno dato, questo è quello che ogni anno io ho la possibilità di avere. Ogni 5 anni ho la possibilità di cambiarmi tutta la protesi, però momentaneamente è questo. Perché ci sono altre protesi più sofisticate? Sì, c'è la mioelettrica, che quella costa tanti soldi. È una protesi che tu muovi col cervello praticamente. Sì, e ci sono tanti, mi sono già informata, mi hanno già anche parlato e tutto. Oltre che all'impianto c'è il discorso di fare riabilitazione, bisogna vedere se il mio cervello, che sono tanti anni che sono abituata così, riesce. Esatto. Tu sei venuta perché non ce la fai con questa pensione, non lavorando. No, tu hai una figlia, hai chiesto lavoro per tua figlia, sì. Speriamo che lo trovi, ma quello che è importante è riuscire a farti respirare un pochino, perché tu hai affitti che non pagati, bollette arretrate, cioè bisogna farti risparare. Marcellina, questo è l'assegno, guarda, non ti permetterà di prendere una protesi nuova, però non si sa. Oh, mamma, guarda che... Allora, ti ripeto. Non ho parole. Tranquilla, no. Tranquilla. Tu posso dire una cosa, che tu sei una forza della natura, sì. Te l'hanno mai detto? Sì. Ma non sono mia forza natura, sei la famiglia di Rete Veneta. Carica, sei la forza, sei loro la forza della natura. Infatti volevo ringraziare tutti di cuore, dal primo all'ultimo. Facciamo l'elenco dall'A alla Z e più le altre consonanti. Grazie a tutti quelli che mi hanno visto, che mi hanno aiutato, che ancora continuano a farlo. Non ho parole, col cuore vi ringrazio tantissimo.